Boh. Iniziamo? Buonasera, buonasera consiglieri. Iniziamo questa 11ª seduta del Consiglio Comunale di lunedì 25 maggio 2020. Anche questa sera abbiamo ritenuto opportuno di fare il Consiglio Comunale a porte chiuse, causa appunto l'emergenza. Verranno comunque garantite l'adozione delle misure per il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale, così come raccomandato dalla nota ricevuta dalla Prefettura questa mattina via PEC. Pertanto si può assistere al Consiglio Comunale in video o in streaming. Passo la parola al segretario per l'appello. Miatto Antonio, Pagliana Mirella, Casagrande Andrea, Dare Gian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio. E arriva fra 10 minuti. Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rossetto Mario, Salezia Silvia arrivata, Sant'Antonio Paolo, Presente. Bonon Roberto e Baraschin Gianni. Un assente. Nominiamo gli scrutatori. Pagotto Alberto, Varaschin Gianni e dall'altro lato Mirella Baleana. Ok, bene. Chiedo al sindaco se ha delle comunicazioni da fare. Prego, sindaco. Buonasera a tutti. Una comunicazione che ci tenevo a farvi è che qua a Vittorio Veneto il trend della malattia da coronavirus è sempre rivolto verso il basso, i numeri si stanno riducendo, i ricoverati a venerdì, quelli di oggi non ho fatto tempo di elaborarli, erano soltanto 2, i decessi erano 29. Gran parte si sono risolti, oltre 100 e più di 110 si sono risolti e sono tutti quanti felicemente rientrati a casa. Restano alcuni contatti, 4-5 contatti che prudenzialmente sono in quarantena a casa. Sono soltanto 2-3 i casi, però sempre a casa, che sono praticamente asintomatici. Quindi l'andamento della malattia è generale rispettato anche nella nostra città. Mi aspetto fra qualche giorno di avere l'azzeramento anche dei cose, perché se continua così per forza arriviamo anche per fortuna all'azzeramento. Speriamo nel prossimo futuro che non succeda null'altro. Grazie sindaco. Qualche altra comunicazione degli assessori? Niente. Allora apriamo la seduta con la prima interrogazione a firma di Alessandro De Bastiani e Mirella Baleana. Prego, consigliere De Bastiani, se vuole illustrare l'interrogazione. Grazie. Adesso funziona, grazie. Allora, l'interrogazione è su una richiesta di informazioni sulla trattativa in corso con le aziende Hikvision, non so se si pronuncia così, e Calzavara per l'installazione di 30 telecamere. Abbiamo appreso dalla stampa che è in corso una trattativa tra Comune di Vittorio Veneto e le aziende che ho appena citato per l'installazione di una trentina di telecamere con investimento di €500.000. Questo abbiamo letto sui giornali. L'assessore Antiga ha dichiarato alla stampa che l'accordo con le due società è in fase di chiusura e che l'idea è di avviare una collaborazione duratura che vada oltre i canonici tempi di una gara d'appalto. Questo è virgolettato.
Poiché l'accordo è in fase di chiusura, chiediamo sulla base di quale importo si sta chiudendo l'accordo. Quante sono le telecamere che dovrebbero essere installate e con quali specifiche funzioni? Noi abbiamo letto 30 telecamere. Che cosa si intende per collaborazione che vada oltre i canonici tempi di gara dell'appalto? E se oltre alle ditte in oggetto sono state consultate altre aziende e se sì, quali? Grazie. Grazie consigliere, immagino la risposta venga dall'assessore. Grazie Presidente, Prego. buonasera a tutti e grazie per l'interrogazione che il consigliere ha fatto. Gli impianti di videosorveglianza sono utili sia per scoraggiare comportamenti antisociali sia per sostenere l'indagine degli inquirenti, ma devono essere utilizzati con prudenza. La sicurezza è un diritto, un bene comune, ma deve essere perseguito nel rispetto degli altri diritti fondamentali, tra cui quello della privacy. Nel nostro programma elettorale abbiamo evidenziato che il termine sicurezza intitolava un capitolo per noi importante e per dar seguito agli impegni assunti con i vetiriesi ci siamo messi ad affrontare il tema con una rilevazione del fabbisogno, analisi della situazione esistente, individuazione degli interventi di miglioramento con una valutazione costi-benefici per un progetto calibrato sulle nostre esigenze. Da una panoramica generale, da subito si è evidenziata una duplice complessità, una di carattere normativo, molto delicata e complessa, e la seconda di carattere tecnologico. L'aspetto normativo deve tener conto di tutte le norme che regolano la materia. Oltre alla prefettura, tutte le forze dell'ordine, quali Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Guardia di Finanza e per ultimo, ma non ultima, della Polizia Locale, quali portatori di interesse per i dati che si vanno a acquisire. Gli stessi attori possono poi dare il loro contributo nella formazione del progetto e regolamento. Un esempio per tutti. I carabinieri sono più focalizzati, per esempio, sulla lettura delle targhe per identificare auto rubate o movimento di sospetti di persone diversamente oneste segnalate nel nostro territorio, evidenziando come punti sensibili e prioritari i caselli autostradali. A conferma di questo vi porto una nota che a seguito di un furto avvenuto l'anno scorso nel nostro comune, la carta di credito, anch'essa oggetto di furto, è stata usata un'ora e mezza più tardi in quel di Grisignano. Sul tema tecnologico abbiamo da subito riscontrato che la tecnologia attuale di ripresa e trasmissione di dati risulta ormai datata e quindi naturalmente obsoleta. Da questi assunti, con la ditta Calzavara, che oggi segue la manutenzione delle infrastrutture di videosorveglianza ambientali e OCR, conoscendo bene i nostri impianti, stiamo facendo un punto sull'esistente in merito alla connettività di banda, evidenziando le possibili criticità dell'esistente in funzione di un nuovo sistema, aperto a tutti i possibili ampliamenti successivi, contribuendo di fatto all'individuazione del percorso più consono per rendere attuali le infrastrutture esistenti ed il miglior sistema di collegamento dei nuovi punti individuati. Abbiamo poi cercato di individuare soggetti costruttori non commerciali, che ci potessero supportare nella nostra ricerca e dar vita a un sistema integrato mettendo a disposizione le loro esperienze nelle varie tecnologie, quali rilevatori OCR, i rilevatori per le targhe, telecamere ambientali con tecnologie e risoluzioni che rendono possibile il zoom da filmato anche a 400-500 metri, con un'ottima risoluzione, telecamere termiche che possono permettere di sorvegliare aree a 20-40 km con alert in caso di focolai di incendio e tecnologie magari non alla nostra portata, ma che siamo venuti a conoscenza, abbiamo toccato con mano, che possono segnalare alert quando una targa o una persona segnalata entra nel nostro territorio. Per trovare il massimo delle aziende produttrici nello stesso posto, abbiamo visitato a novembre 2019 la Fiera Internazionale della Sicurezza di Milano e fra le varie aziende che abbiamo sentito, consultato e parlato,
le più performanti, che lavoravano con le tecnologie che noi si andava a cercare. Abbiamo trovato che una ha la sede Italia proprio nel nostro comune, a chilometri zero, ed è la ditta Xvision. È un'azienda assolutamente leader nel settore, che da subito ha messo a disposizione la loro conoscenza e competenza, disposti a collaborare per individuare i prodotti tecnologici più performanti ed economicamente sostenibile alle nostre esigenze. Mi auguro vi possa uscire un progetto che metta assieme esigenza del privato, naturalmente tante richieste con poche risorse, col supporto del privato, dove il privato non sia un mero venditore di beni, ma possa essere anche un portatore di interessi comuni, dove il progetto, nel rispetto di tutte le normative della privacy, possa essere aperto a nuove tecnologie, inserendole in anteprima in un contesto urbano diffuso quale Vittorio Veneto e non solo. Stiamo dando forma a un progetto targato 2020 ad euro zero, realizzabile necessariamente per step, partecipando altri 2 comuni, quale Tarzo e Revine, che in materia di polizia urbana stiamo collaborando. In merito alla sua interrogazione vengo alle risposte. Al punto 1 non vi sono ancora basi di importo certe. Al punto 2 non è ancora definito né il numero di telecamere né le specifiche funzioni della singola posizione. Il 3 penso si possa capire quale sia il senso di questa auspicata collaborazione. Al punto 4 sì, ma le ditte che potessero offrire tutte le tecnologie e funzioni possibili nel nostro interesse le abbiamo trovate in fiera e con loro abbiamo fatto dei dialoghi seduta stante. Grazie consigliere. Grazie Assessore. Chiedo al consigliere De Bastiani se si ritiene soddisfatto o meno della risposta. A parte che si può condividere tutta la prima parte della risposta dell'assessore, sulla seconda parte dove ha dato le risposte ai nostri quesiti, mi sembra che l'assessore sia più avaro di informazioni con noi che con la stampa, perché sulla stampa abbiamo letto dei dati e delle cifre ben precise, che non dubito che possano essere state inventate. Invece qui questa sera l'assessore non ci ha specificato né quanto costerà tutta l'operazione, né quante telecamere saranno installate, e non si capisce cosa voglia dire i canoni, collaborazione che vada oltre i canoni. Questa è una definizione nuova che mi studierò perché non riesco a cogliere il significato. No, a questo punto voglio dire, staremo a vedere lo sviluppo del progetto, vedremo i bandi. Sarebbe singolare che magari gli aggiudicatari dei bandi fossero le ditte che sono già state annunciate adesso, allora sì, non sarebbe nella massima correttezza delle cose. Sapere prima chi vincerà un bando, che poi tra l'altro è un bando consistente, da quello che ho capito dovrebbe superare il €500.000, speriamo di no. Vabbè, grazie. Bene, grazie consigliere. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Richiesta del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto di aderire al sistema bibliotecario del Vittoriese, approvazione schema di convenzione. Chiedo all'assessore Uliana di illustrare la delibera. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, che è gestore della biblioteca diocesana, ha chiesto ancora nel 2014 di aderire al servizio bibliotecario del Vittoriese. Noi ne avevamo preso atto, mancava la condizione necessaria, che era quella di entrare all'interno del polo regionale del Veneto. Ora il seminario è entrato nel polo regionale del Veneto, il parere
del Comitato Tecnico del Servizio Bibliotecario del Vittoriese è stato favorevole sia in prima battuta nel dicembre del 14 che nell'incontro svoltosi il 19 ottobre 2019, per cui il Seminario Vescovile, avendo adesso le carte in regola per poter entrare nel nostro sistema bibliotecario del Vittoriese, ci chiede appunto di poter entrare in questa gestione integrata dei servizi bibliotecari in forma gratuita, in analogia con quanto già avviene per le scuole, i 2 istituti scolastici di Vittorio Veneto, cioè il Liceo Flaminio e il Liceo Artistico Bruno Munari. Considerata la specificità del patrimonio culturale, biografico e bibliografico del seminario, che vede circa 55.000 volumi di interesse religioso, storico e artistico e un fondo antico di oltre 5.000 volumi, si propone appunto, e vista il parere di regolarità tecnica, si propone uno schema di convenzione per dare la possibilità al seminario di entrare all'interno del servizio bibliotecario del Vittoriese. Questo in sintesi. Grazie Assessore. È aperta la discussione. Bene. No, era prima, Presidente. Se non ci sono discussioni, allora passiamo alla dichiarazione di voto, se qualcuno ce l'ha, altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata all'unanimità. Sì. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto numero 4. Approvazione schema di convenzione e relativa appendice tra la provincia di Treviso e il comune di Vittorio Veneto per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale Rete Biblioteche Trevigiane. Chiedo all'assessore se vuole darci qualche indicazione. Grazie. Sì, io vi dirò quali sono i motivi per cui ritengo utile aderire al sistema bibliotecario del Trevigiano. Questo ci consente di accedere via rete al catalogo unico informatizzato delle biblioteche di tutta la provincia. Il sistema bibliotecario del Trevigiano gestisce il sistema dell'interprestito, che permette a ogni singolo utente di avere accesso gratuito a tutti i volumi di tutte le biblioteche della provincia, ricevendo senza spostarsi dalla propria sede e quindi nella biblioteca del comune di appartenenza il volume richiesto. E non abbiamo alcuna assunzione di spesa, quindi è gratuito. Bene, grazie Assessore. Aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire o passiamo direttamente? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Solo una domanda, mi sono guardato l'allegato, la convenzione e l'allegato. Nell'allegato c'è scritto al punto 4 che il centro servizi utilizza vari tipi di finanziamenti, fra cui entrate ordinarie e straordinarie. E alla fine dell'articolo 5 c'è scritto che la provincia si impegna a non chiedere quote di adesioni ai singoli comuni per cofinanziare i servizi offerti alle biblioteche convenzionate. La domanda molto chiara è questa, perché l'iniziativa credo sia lodevole.
spero che sia sufficientemente chiaro, perché se da un lato la provincia si impegna a non chiedere quote di adesione, non c'è scritto che non possa chiedere altro tipo di contributi. Perché un conto è la quota di adesione, un conto è un contributo, perché si parla di ordinari e straordinari, e quindi non mi è chiaro, forse a lei sì, non mi è chiaro se questo ordinari e straordinari si riferisca a entrate che solo il centro servizi biblioteche si impegna a ricercare all'interno di finanziamenti che possono provenire da altri enti che non siano gli associati. Sì, ma siccome non mi è chiaro questo, volevo solo una conferma, grazie. Allora, il Consorzio Bimpiave è partner della rete biblioteche del Trevigiano ed ha sempre coperto e finanziato i comuni che fanno parte della rete. E quindi continua ad esserlo. E quindi consigliere, un attimo, che così almeno registriamo. Ha ragione, chiedo scusa. Quindi in nessun modo, a parte quello che c'è scritto, il servizio provinciale potrà mai chiedere alcun finanziamento ai comuni. Esattamente. Ok, grazie. Grazie consigliere. Qualche altra precisazione, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Bene, se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Allora, favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Unanimità. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla prossima. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 70 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 con conseguente adeguamento del PEG 2020-2022, terza variazione. Chiedo al vice sindaco Posocco, assessore al bilancio, di illustrare la delibera. Grazie. Buonasera a tutti. Si tratta di una ratifica alla delibera di giunta comunale numero 70 del 7 maggio. Dal decreto Cura Italia, dal Ministero della Salute, sono arrivati al Comune di Vittorio Veneto, è stato assegnato un contributo pari a 49.365,92 euro. Dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno invece una somma di 6.098,07 euro. Queste somme vengono iscritte in bilancio del Comune di Vittorio Veneto e vengono utilizzate per l'acquisto di materiale per la sanificazione, acquisto per dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla sanificazione, acquisto di sanificazione degli uffici e degli ambienti dell'ente, e in particolar modo i 6.098 euro per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia locale. In più la Vittorio Veneto Servizi ha provveduto a versare al Comune l'importo di euro 30.000 come erogazione liberale. E questi soldi verranno utilizzati al sostegno economico delle famiglie tramite la concessione di buoni spesa. Grazie Assessore. Aperta la discussione. Prego Consigliere Dus. Sì, buonasera a tutti. Dunque, onestamente ci si aspettava che questa variazione di bilancio fosse notevolmente più cospicua e comprendesse anche gli interventi che quantomeno abbiamo iniziato a discutere e proporre circa 20 giorni fa nello scorso Consiglio Comunale.
E invece in questa variazione noi stiamo discutendo solo di fondi che il governo, di ulteriori fondi che il governo ha messo a disposizione, appunto come ha appena detto l'assessore al bilancio, i 49.000 euro appunto che come seconda tranche dopo gli altri circa 150.000 che erano destinati alle famiglie più bisognose. E quindi sì, francamente c'è un po' di amarezza perché continua a passare il tempo, di buone intenzioni sui giornali ne abbiamo lette tante in questi giorni, però ripeto, credo che sia questa la sede in cui devono essere discusse e votate i provvedimenti che questa amministrazione ha deciso di portare avanti. Ho letto che alcuni provvedimenti sono già stati fatti con delibere di giunta e mi trovano concordi, ad esempio mi riferisco all'idea di tenere liberi i parcheggi, quindi quelli delle strisce blu, è un giusto riconoscimento per le attività commerciali e quindi, ripeto, spero che anzi venga ancora ampliato, però a distanza di 20 giorni e con tutto quello che c'è stato e che ci siamo detti, ancora provvedimenti da parte di questa amministrazione e quindi soldi per i cittadini di Vittorio Veneto, sì, francamente non ne vedo. Quindi mi chiedo, cosa aspettiamo ancora? Grazie. Grazie consigliere. Prego, consigliere Tonon. Grazie. Anch'io confesso che mi aspettavo qualcosa di più. Sono andato a guardarmi il PEG, visto che viene variato in base alla variazione che viene proposta, che è già stata adottata, assunta dalla Giunta e poi viene portata in Consiglio Comunale. Ricordo che nel Consiglio Comunale che abbiamo fatto a Ceneda, al Museo della Battaglia, il vice sindaco si era detto preoccupato, per esempio, per l'addizionale dell'IRPEF, facendogli notare poi noi che sarebbe riguardata gli anni successivi. Vedo che qui nel PEG nulla cambia, cioè la previsione resta tale e quale quella che era prevista precedentemente, senza alcuna variazione, 3,3 milioni per tutti gli anni. Poi vedo per esempio anche che gli introiti da rette per asilo nido restano tali e quali erano previste, non c'è nessun cambiamento. Si era letto sul giornale che invece ci sarebbe stato qualche cambiamento. Poi approfitto anche per chiedere, c'è un residuo presunto di 150.000 euro legato a un contributo regionale per la rotatoria dell'ospedale. Così come invece una previsione per competenza del 2020 di 660.000 euro, altro contributo regionale per il sottopasso di via Callarga, che non sono oggetto di variazione ma sono all'interno del PEG. In sostanza, salvo quelle due piccole variazioni che sono proposte, e non poteva essere diversamente perché la variazione questa è un PEG che è di fatto uguale a quello che era 3 mesi fa, mentre invece ci si aspettava, viste le dichiarazioni, lette le dichiarazioni che erano state fatte, come dire, una vicinanza dell'amministrazione ai propri cittadini, non questa assordante assenza. Il Comune davvero finora di soldi propri, diciamo così, non ha messo un euro, e credo che i cittadini questo invece si aspettassero, perché non c'è nessun provvedimento da questo punto di vista. I soldi che sono stati usati sono, a parte i 30.000 della Vittorio Veneto Servizi, soldi della tanto vituperata Roma, che però per fortuna, dico, almeno in questo caso è intervenuta. Il Comune, se c'è, si fa sentire o i cittadini devono aspettare ancora? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana, prego. Allora, intanto buonasera e chiedo scusa ai consiglieri, do le spalle, ma purtroppo va così.
Allora, io volevo intervenire in merito a questa delibera chiedendo due cose principalmente. Rispetto a quello che era stato detto anche nei consigli comunali precedenti, e mi riferisco in particolar modo a, oltre appunto i 30.000 euro messi a disposizione da Vittorio Veneto Servizi, volevo chiedere informazioni rispetto ai 70.000 euro di cui abbiamo parlato anche nello scorso Consiglio Comunale, che mi sembra siano arrivati tramite beneficenza, voglio dire, tramite il conto corrente aperto dal Comune, e mi sembra che i privati cittadini abbiano versato questi soldi. E chiedo all'assessore perché non sono stati messi a bilancio questa volta. Mi sembra che quei 70.000 euro siano finalizzati siano strettamente legati all'aiuto a cittadini che in questo momento hanno grosse difficoltà, e quindi questa è la cosa che chiedo. Poi so che il bando per i buoni spesa era scaduto il 15 maggio, no? Quindi chiedo all'assessore se sono stati spesi tutti i famosi 100 più 149, quindi 250.000 euro, o abbiamo speso solo una prima tranche e poi 70.000 euro li impieghiamo per fare un altro intervento. Ok, questo è quello che volevo chiedere, grazie. Grazie consigliere. Vediamo se qualcun altro ha qualche domanda. Consigliere De Andarè. Prego. Buonasera a tutti, voglio solo ricordare che abbiamo già discusso la scorsa seduta, diciamo, per gli interventi da parte del Comune alle famiglie bisognose o comunque in difficoltà. Stiamo portando avanti, non è che ci teniamo i soldi perché dobbiamo fare cassa, teniamo i soldi per l'evidente emergenza che arriverà a settembre sicuramente, quando inizieranno a finire le casse integrazioni, quando magari inizieranno i licenziamenti, quando magari le persone in difficoltà arriveranno, diciamo, in comune a chiedere un aiuto sostanziale. Non è un silenzio assordante, è solo un pensiero di come intervenire nel migliore dei modi, senza dare soldi magari a chi non ha bisogno, ma aiutare realmente chi sarà in grave difficoltà. Si possono fare subito gli interventi, ma si possono anche avere degli occhi di riguardo nel capire cosa verrà avanti. Non è che l'assessore Posocco tiene la cassa perché deve fare investimenti strani, no. Quei soldi sono destinati al sociale e non lo può fare e naturalmente lo vogliamo fare a ragion veduta e soprattutto aiutando le persone che saranno effettivamente in difficoltà. Grazie consigliere. Consigliere Pagotto, prego. Signor Presidente, grazie, buonasera. Dunque, fare un riepilogo dei soldi che effettivamente sono diventati 122.000 euro, sono diventati, compresi i 30.000 euro della Vittorio Servizi e i 7.000 euro che sono stati donati da Rotartac per i contenitori di buoni pasto. Allora, praticamente il governo ha stanziato i 149.000 euro che sono già stati distribuiti in buoni spesa. La Vittorio Servizi ci ha donato 30.000 euro e sono stati destinati anche questi in buoni spesa, sempre con la stessa formula di 149.000 euro, favorendo i nuclei familiari con figli. Sono già stati segnati, tra poco verranno anche consegnati i buoni spesa. Poi 7.000 della Rotartac per i contenitori buoni pasto, e poi ci sono anche aiuti da parte di private associazioni in cibo e beni di prima necessità. Il conto corrente è arrivato a 122.000, come ho già detto prima, che sono compresi i 30.000 e i 7.000, e ne rimangono 85.000 più o meno non utilizzati, che verranno presumibilmente destinati per aiutare le famiglie in difficoltà economica, per pagare affitti, asilo nido, bollette e le rette per i centri estivi. Poi ci sono anche alcune strutture della grande distribuzione
che ci stanno supportando con forniture ingenti di beni di prima necessità da distribuire in questi giorni insieme ai buoni spesa, dando così una risposta adeguata alle necessità delle famiglie. Allora, sembra che non stiamo facendo niente, ma non è così. Per fortuna, quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo con quello che le persone ci stanno donando. Non è vuol dire, sì, stiamo cercando anche noi, come ha detto prima il consigliere Darè, di valutare un po' la situazione, di non fare le passi più grandi della gamba che in futuro forse avremo bisogno. Allora, tutto questo è stato possibile grazie alle amministrazioni, uffici e assessori e consiglieri, che non è rimasta ferma, passiva come si vuole far credere, anzi si è attivata subito senza perdere tempo. Qualcuno della minoranza ha detto: è inutile continuare a piangerci addosso, facciamoci trovare preparati. Vi assicuro che non è il nostro caso, non siamo rimasti fermi, anzi. Allora, un'ultima considerazione, che forse è la più importante di tutte: se cittadini, associazioni, imprenditori danno il proprio contributo all'amministrazione, vuol dire che credono in noi. E il nostro operato è sulla strada giusta per rilanciare la nostra bellissima città e noi faremo il possibile. Grazie consigliere. Prego consigliere De Antoni. Sì, buonasera. Io prendo atto della delibera che esaminiamo, sulla quale non c'è niente da dire. C'è un refuso che ho trovato oggi pomeriggio leggendola, quando si parla della donazione dei 30.000 euro della Vittorio Veneto Servizi, è scritto Veneto Servizi. Ci sono due società in regione che si chiamano così, comunque no, c'è solo da aggiungere Vittorio davanti a Veneto. È una sciocchezza, lo dico solo perché ho letto la delibera e ho trovato questa imprecisione. Nelle premesse è una sciocchezza, atteso che è una sciocchezza, dai, solo per dirtela. Ok. Detto questo, quindi diciamo sulla delibera non c'è niente da dire, salvo che segnalo anch'io la mancanza di interventi diretti da parte dell'amministrazione. Sono passati quasi 3 mesi dall'inizio dell'emergenza e non ci sono stati atti formali della Giunta, se non queste variazioni di bilancio per prendere atto dei finanziamenti statali e per questo intervento da parte di Vittorio Veneto Servizi. E poi ci sono stati gli interventi a carico del Comune per la riduzione delle spese, per sostenere le spese dell'asilo nido nei mesi per adesso di marzo e di aprile. Sono gli unici interventi che sono stati fatti e che sono stati molto apprezzati dalla gente, sono quelli fatti dai servizi sociali e per le famiglie, diciamo, per le persone fragili, che effettivamente sono stati tanti, sono stati apprezzati, ne prendiamo atto, sempre però realizzati con fondi extra. Quindi il Comune non si è ancora fatto vedere su questo. D'accordo a essere prudenti, d'accordo a aspettare di non fare doppioni e di buttare via le risorse, però credo che anche la gente abbia bisogno di sentire il Comune vicino, di far capire che il Comune ha voglia di intervenire. Gli articoli sul giornale sono poca cosa, bisognerebbe riuscire a fare qualche intervento e allora io chiedo, è possibile che non si possa portare il conto consuntivo, ok, bisogna aspettare la pubblicazione, no, però se portiamo il conto consuntivo all'esame del Consiglio, stanziamo dei soldi per queste cose, vediamo se è possibile utilizzare i fondi che si possono ottenere dalla rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e dico io a bassa voce, forse anche di rinegoziare la chiusura del capitolo dei derivati, almeno per quelli più piccoli, forse si può fare questo. E quindi, anche se ci ripetiamo rispetto a quanto detto in Consiglio l'altra volta, c'è bisogno che il Comune faccia sentire il suo intervento, che intervenga con forza su questo tema, senza aspettare l'autunno, quando probabilmente questi interventi non sono neanche più necessari, se qualche esercizio, qualche azienda ha già dovuto chiudere in sostanza. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Il consigliere Darè l'ha messa giù dura. Io spero proprio che si sbagli questa volta, nel senso che spero che a settembre la situazione dia qualche segnale di ripresa. E comunque, quindi speriamo. Ma visto che
potrebbe esserci anche questa possibilità, e allora ritorniamo sul discorso di prima. Io qualche centinaio di migliaia di euro sulle telecamere aspetterei a spenderli, perché se la situazione sarà far mangiare i cittadini, beh, quella è la priorità. Grazie consigliere, vediamo un attimo, non ancora. Se c'è qualche altro intervento, altrimenti consideriamo finito il primo giro, così l'assessore può rispondere alle domande. Considero finito il primo giro. Prego, assessore. Sì, grazie dei vostri interventi. Allora, in riferimento, se ho capito bene, consigliera Bagliana, la domanda degli 85.000 che il consigliere Pagotto. Allora, faremo una variazione successivamente del bilancio perché i vittoriesi, come ha sottolineato il consigliere Pagotto, sono molto generosi e ci stanno veramente supportando in tutte le maniere, e ogni giorno arrivano offerte, donazioni nuove, e quindi aspettiamo ancora diciamo per fare la variazione definitiva. Approfitto per ringraziare tutti i cittadini che veramente ci hanno supportato in questo periodo che è stato difficile e ci continuano a supportare. Riguardo a tutte le vostre osservazioni, sì, consigliere De Antoni, con il rendiconto arriveranno le variazioni e tutto quello che si aveva detto. Ricordo che 3 mesi fa è stata istituita la zona rossa di Vo, sono passati esattamente 3 mesi. Il decreto Cura Italia è stato il 17 marzo, mi sembra, quindi un pochino dopo. I 600 euro, i primi a qualcuno, sono arrivati oggi. Quindi i tempi comunque sono lunghi, ma penso che ci sia un motivo per cui certi tempi sono lunghi. A livello comunale noi abbiamo ricevuto sì 149.000 euro dei buoni pasto, abbiamo ricevuto 49.000 euro per la sanificazione, 6.000, ma se li rapportiamo gli 84 milioni di euro di IRPEF che pagano i cittadini di Vittorio Veneto, sono niente. Ok? Quindi noi dallo Stato in teoria ci aspettiamo un qualcosa di più sostanzioso, ma vedremo. Sì, c'è stata la possibilità di rinegoziare i mutui, che ci sono delle delibere di giunta e lo abbiamo fatto, ma ripeto, tutto questo lo vedremo, abbiamo appena fatto, verrà pubblicata e quindi si vedrà. Non siamo mai stati fermi, abbiamo chiaro il percorso da fare. Fortuna in certi casi che siamo stati fermi, perché qualcuno ha fatto dei voli per dimostrarsi andiamo, aiutiamo subito, ma tante volte non bisogna ragionare con la pancia, ma bisogna star fermi un attimo. Le faccio un esempio: sospensione della tassa di soggiorno. Sembra che chi ha sospeso la tassa di soggiorno non abbia diritto al contributo per pagare lo IAT da parte dello Stato. Le dico in parole, in termini, se noi sospendavamo subito la tassa di soggiorno come qualcuno ha fatto, perché si sentiva di farlo, a noi non arriverebbero probabilmente 30.000 euro che ci servono per pagare lo IAT quest'anno. Quindi delle volte non è dire non sappiamo cosa fare, ci vogliamo, stiamo attenti a come fare, a come comportarci. Quindi col rendiconto, il prossimo Consiglio Comunale, vedremo anche di discutere di quello che poi andremo a fare a favore dei cittadini di Torino. Fermo restando che il sociale ha lavorato tanto, Il sociale ha fatto per 2 mesi e mezzo veramente tanto, ecco. E di qui andremo a discutere appunto vediamo se col prossimo Consiglio Comunale, perché il tempo di deposito penso sia già quasi di 20 giorni, quindi vedremo se saremo in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Grazie Vice Sindaco. Se qualcuno vuol ribadire qualcosa col secondo intervento. Altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere De Nardi. Buonasera a tutti. Sono un po' terrificata dall'ultima affermazione del vice sindaco, vedremo se riusciremo a venire incontro ai cittadini vittoriesi, ma vabbè. Ma probabilmente è una frase che gli è uscita fuori male e non avrebbe voluto formularla in questo modo. Io ricordo che 21 giorni fa, non 3 ore fa, 21 giorni fa abbiamo citato una serie di comuni che avevano già assunto dei provvedimenti, in primis
avevamo citato la città di Treviso, che non è sicuramente amministrata da centrosinistra, avevamo citato anche l'iniziativa assunta in modo bipartisan in comune a Rovigo. Adesso scopriamo che siamo anche molto più legati a Rovigo di quanto avremmo mai pensato. La maggioranza ci aveva detto che nell'immediatezza, ormai mancavano poche ore, d'altro canto l'avevano già promesso nei giorni precedenti, ci sarebbe stato il piano con l'indicazione delle misure da adottare. Insomma, ormai era questione di pochissimo. Sono passate 3 settimane e ancora non c'è niente. Nel frattempo, già prima e dopo, rispetto all'ultimo consiglio comunale, tutta una serie di comuni che evidentemente sono amministrati da dei pazzi, perché sono degli scialacquatori, non so, degli improvvidi, ditemi voi, perché dalle vostre definizioni altro non riesco a desumere, hanno deciso di distribuire fondi propri, non fondi di terzi, in modo in alcuni casi anche estremamente rilevante. Pieve di Soligo, per rimanere qua in zona, oltre a quello che aveva già distribuito in precedenza, ha distribuito altri 120.000 euro per le famiglie con figli in età scolare. San Biagio di Callaltra, altri 200.000 euro alla seconda tranche. Roncade, 70.000 euro di aiuti per le famiglie e le imprese, attivando anche una garanzia per i prestiti a artigiani, agricoltori e commercianti. San Miniato, andiamo un po' più in là, perché insomma magari l'area trevigiana e veneta non è di grande ispirazione, a quanto ho capito. San Miniato, in provincia di Pisa, ha fatto interventi per 350.000 euro. Vi ricordo che San Miniato ha esattamente lo stesso numero di abitanti di Vittorio, decina più, decina meno. Casale Monferrato, il 22 di aprile, 33.000 abitanti, aveva già deciso l'esonero della TOSAP, il rinvio e la rimodulazione della Tari, l'acquisto di notebook, fondi a scuola. Qualcuno aveva detto che non si poteva fare di acquistare i notebook per i bambini e per i ragazzi delle scuole, la riduzione della tariffa dei rifiuti ingombranti, e ha dato anche un contributo agli studenti universitari che avevano problemi di connettività per fare le lezioni a casa. Ferentino, in provincia di Frosinone, 20.000 abitanti, ha regalato una mascherina in tessuto lavabile e riutilizzabile a ogni cittadino e ha dato 500 euro a fondo perduto a tutte le attività produttive e professionali che fossero rientrate nei codici Ateco per i quali era prevista la sospensione delle attività. Milano però, insomma là siamo grandi, ha fatto tra le altre cose un bando con i contributi comunali per il pagamento degli affitti delle famiglie. Poggio a Caiano, Prato, 10.000 abitanti, 50.000 euro da destinare a fondo per contribuire alle spese dell'affitto, tutti soldi comunali, 30.000 euro per azzerare la TOSAP e 35.000 euro per fare un salvadanaio per le attività educative e dare una mano ai ragazzi in vista della ripresa dell'anno scolastico, 2 di maggio. Andiamo un po' fuori, andiamo in isola, Oristano, Sardegna, 2.500 abitanti, Arcidano, non sapevo neanche esistesse. Sono stati messi a disposizione delle imprese locali delle somme previste dal bando comunale, il comune per le imprese, tutte risorse finanziate dal bilancio comunale, alle ditte individuali 800 euro, alle società 1.000 euro, alle ditte con 1 o 2 dipendenti 1.000 euro, alle ditte con 3 o più dipendenti 1.500 euro, proprio per evitare che in autunno si ritrovino senza le imprese perché hanno già chiuso per mancanza di liquidità. Poi, ma adesso io dico che bisogna imparare dai più grandi, dai più bravi. Certe volte possono essere anche i più piccoli a darti una lezione. C'è un comune in provincia di Pisa, Castelnuovo Val di Cecina, che appena il comune gli ha dato i fondi per l'esigenza alimentare, noi abbiamo preso 150.000 euro, ha deciso di triplicarli mettendo 2 volte il contributo dello Stato e poi ha deciso complessivamente di far fronte all'emergenza economica derivata dalla pandemia, questo è ancora a fine aprile, primi di maggio, un totale di 450.000 euro. Beh, insomma, bravi, però pensiamo che questo povero comunello ha 1/10 degli abitanti di Vittorio.
Allora, probabilmente ho ascoltato l'intervista al sindaco, ma ce ne sono tanti altri, solo che non è che potevo passare la giornata a raccontarvi quali sono. Nell'intervista al sindaco, il sindaco ha detto chiaro e tondo ai suoi concittadini: non è stato facile, ma dovevamo farlo. Un'ultima riflessione, un secondo proprio. Avete citato tante volte le persone che hanno fatto della beneficenza e li ringrazio anch'io, li ringraziamo tutti. Ma il comune non è un'organizzazione caritatevole, non è che il suo compito sia distribuire e raccogliere beneficenza. Il compito di un comune, che è il livello di governo della Repubblica più vicino alla gente, è diverso, è più ampio, è maggiore. Non deve limitarsi semplicemente a raccattare beneficenza e darla fuori. Consigliere Dus. Sì, ma devo dire che ho apprezzato dal punto di vista, diciamo, stilistico il temino fatto da Pagotto, e sul contenuto però avrei qualcosa da ridire. Cioè, lei ha giustamente ricordato quelli che sono stati finora i benefattori e grazie a loro si sono potuti governo, l'ha ricordato Vittorio Veneto Servizi, le associazioni e i privati, e grazie a questi si è potuto in qualche maniera sopperire però a quelle che sono le mancanze di questa amministrazione. Allora torniamo sempre lì, noi sulla variazione di questo bilancio non è che abbiamo molto da dire, nel senso che ci sono 50.000 euro che entrano in più e cosa volete? Ma tutto il resto che manca? Cioè è quello che manca che emerge, non quello che c'è. E questo è il dramma. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Pagotto. Sì, grazie. Volevo dire che principalmente non mendichiamo minimamente niente, perché non chiediamo niente, ci donano, tra virgolette, di spontanea volontà. Poi diciamo che a livello di sociale per le famiglie, quello che stiamo facendo per il momento può bastare, cioè nel senso non serve attingere altri soldi per il momento. Poi se in futuro servirà sicuramente faremo qualcosa. Grazie consigliere. Prego consigliere Balliana. Sì, allora prendo atto del discorso degli 85.000 euro, per intenderci. E penso quindi che ci sarà una chiusura prima o poi non lo so, comunque vabbè, aspettiamo che siano messi a bilancio. Prendo atto anche dell'affermazione del consigliere Darè che questi soldi verranno impiegati appunto per gli affitti, per le rette dell'asilo nido e per le bollette per le persone in difficoltà, e prendo atto anche del vostro lavoro a sto punto, perché siete voi che avete un po' il polso della situazione. Naturalmente al sociale le persone in difficoltà vengono all'assessorato al sociale, quindi avete voi in mano il polso della situazione in città, se questi soldi sono stati sufficienti o meno in questa fase, però avete anche voi il rapporto, ce l'avete voi quasi sempre con le categorie di commercianti, di artigiani, e quindi anche tutte le richieste che sono state fatte da parte loro effettivamente in questo momento, almeno dalla parte del comune, non trovano risposte. Poi le prime risposte arrivano dal governo. Lei, assessore, ha detto che il governo sta facendo poco, a me sembra invece che sta facendo quello che riesce a fare, è la stessa cosa che sta facendo lei, insomma, cioè non è che si può pretendere, insomma ci sono state le casse integrazioni date a tutti, è la prima volta in assoluto che in Italia la cassa integrazione viene estesa a tutti, anche, e giustamente voglio dire, no? Anche all'assunto, al cameriere, voglio dire, con un contratto anche ad ore, riceverà anche egli la cassa integrazione in base al contratto, quindi diciamo quelle cose che sono state fatte, che tutti cercano di mettere il proprio impegno nel farle. Quindi niente, prendo atto di quello che avete detto, dell'impegno, e ripeto, attendiamo e mi ripeto, se l'avete voi in questo momento il polso della situazione, e quindi prendo atto di quello che state facendo. Grazie consigliere Balliana. Prego consigliere Darè. Sì, per rispondere
al consigliere Danardi, vorrei dire, noi pensiamo di spendere questi soldi in maniera con i dati in mano. È chiaro che lei mi fa esempi di comuni grandi, di comuni piccoli. È chiaro che se lei mi fa come qualche comune ha finanziato le attività produttive, penso che la città di Vittorio Veneto, con un'area industriale che è una delle più grandi del Veneto, se si mette a finanziare le attività produttive diventa difficile per il bilancio del comune. Ripeto, i soldi saranno impegnati, e lo ha detto chiaramente l'assessore, assieme all'assessore sociale per i casi di emergenza. I soldi ci sono e li mettiamo in più di quello che abbiamo sempre messo, proprio in previsione, purtroppo, e avrei piacere che avesse ragione il consigliere De Bastiani nel dire che a settembre mi sbaglio, e vorrei sbagliarmi, ma purtroppo le previsioni non sono rosee. Allora, se noi alcuni comuni hanno dato i soldi subito, il nostro comune, la giunta, ha deciso di aspettare qualche tempo, ma i soldi ci sono e saranno destinati esclusivamente alle persone in difficoltà. Sappiamo benissimo che alcune attività commerciali non apriranno, alcune attività artigianali non riapriranno, e a quel punto ci sarà da seguire anche la parte del sociale di queste persone. Allora possiamo sicuramente spendere i soldi, abbiamo un occhio di riguardo di dire aspettiamo un po', vediamo come si evolve la situazione, ma saranno comunque soldi destinati al sociale e a parare, diciamo, quello che è la difficoltà di questo bruttissimo momento. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Mi permetto di insistere sul fatto che, l'abbiamo già detto 3 settimane fa, che se da un lato è vero che è bene, è opportuno, è doveroso agire quando si hanno dei dati certi, dall'altro però non si può sottovalutare il momento di emergenza. Il consigliere D'Arè nel suo ultimo intervento è stato chiarissimo. Presumibilmente a settembre qualche attività commerciale, qualche attività artigianale non riaprirà, e allora mi chiedo, ma dobbiamo aspettare settembre per intervenire con quei casi di carattere, diciamo così, sociale, perché sono diventati irrimediabilmente persi, visto che da un punto di vista economico forse, potrebbe essere, facevano capo a quelle attività commerciali e produttive che adesso sono in crisi e che noi non aiutiamo? Punto di domanda. La sostanza è questa: nessuno dice interveniamo in ogni attività produttiva della nostra grande e frequentata e densamente frequentata zona industriale. Si dice, per esempio, le attività commerciali che nel nostro comune sono state costrette a chiudere e che sono in difficoltà, davvero non meritano neanche un po' di attenzione? Non meritano neanche un po' di attenzione adesso, quando sono in difficoltà? No, a settembre, come ha detto il consigliere D'Arè, periodo in cui forse non riapriranno più? Forse sarà troppo tardi per qualcuno allora. Allora, non sperperare, non scialacquare nulla, ovviamente, perché non si fa nel privato, tanto meno bisogna farlo nel pubblico. Però non aspettare troppo, perché come è già stato detto, il meglio è nemico del bene. Facciamo un po' di bene anche adesso, perché come ha sottolineato il collega Dus, sì, nessuno dice che il Comune non ha lavorato. Qui si dice che il Comune non ha messo un centesimo dei fondi comunali. No, che il Comune non ha lavorato, ci mancherebbe altro. Fa il suo mestiere, giustamente, ma deve anche mettere come tanti altri comuni hanno fatto. E credo che questo sarebbe davvero, davvero molto, non solo apprezzabile, sentito come una vicinanza dell'ente locale da parte di tutte quelle attività, di tutti quei cittadini che oggi sono in stato di bisogno. Grazie. Grazie consigliere. Sì. Se nessuno deve intervenire per il secondo giro, lo considero concluso e lascio la parola per la replica al vice sindaco.
Prego, Vice Sindaco. Sì, grazie. Sì, critiche. Diciamo che noi in questi mesi non abbiamo mai smesso di parlare con le attività commerciali e artigianali della città, innanzitutto, e da loro ci vengono degli input su come comportarci. Ci sono attività che hanno un meno 50, meno 60, meno 70 mila euro di fatturato e credetemi che non sono i 500-600 euro che fanno cambiare le cose, ok? Quindi se io devo ridurmi a dar solo un contributo a chi ha perso queste cifre, sì, faccio la mia bella figura, mi metto il cuore in pace? No. Io devo, sì, va bene il contributo dai fondi comunali che ci sono e che daremo i contributi, ma bisogna anche aiutare queste attività a lavorare. E in questo senso, dalla creazione di mercati bimestrali in città, alla creazione di un sito particolare, un sito vetrina per tutte le attività commerciali, agli accordi con le banche che stiamo facendo, agli accordi con il consorzio Fidi che abbiamo portato avanti, ci stiamo muovendo, perché la gente, le imprese produttive, le attività produttive non hanno bisogno dei 500 euro così, hanno bisogno di un progetto che dia loro liquidità, visibilità e che li faccia lavorare. Sì, bravi tutti, abbiamo dato 400 euro, 500 euro e cosa abbiamo ottenuto? Che con i 400-500 euro domani chiudono. Ecco, quindi noi lavoriamo in quest'ottica, cerchiamo di creare visibilità, cerchiamo di dare aiuto alle attività produttive, aiuto alle famiglie, perché vengano investiti questi 500 euro, questi 600 euro, quel che saranno sulle attività produttive. Abbiamo visto sono ben 600 attività produttive che sono rimaste chiuse a Vittorio Veneto, non 10, non 20. Sì, bellissimi, qualche comune ha fatto l'accordo, ha messo là 250.000 euro col consorzio Fidi per dare una mano. Sì, ma sono stati bruciati in mezza giornata, hanno accontentato 100 attività produttive. Su città dove attività produttive ce ne sono 2, 3, 4.000. Non è questa la strada che abbiamo deciso di intraprendere. Stiamo costruendo assieme al commercio, assieme all'artigianato, un qualcosa di più concreto, un qualcosa di più sostanzioso. Ci richiede più tempo? Sì, senz'altro, ma lo stiamo facendo. Approfitto perché all'ufficio attività produttive in queste giornate sono arrivate qualche domanda di ampliamento dei plateatici. Se qualcuno ci sta ascoltando, tutti quelli che vogliono ampliare il plateatico, faccia la domanda, la richiesta in SUAP, che rapidamente cerchiamo di soddisfare tutte le domande, perché hanno bisogno di lavorare. Ecco. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, prego. Nessuna dichiarazione di voto? Sì. Prego, consigliere Dus, dichiarazione di voto. Noi ci asterremmo a questa variazione appunto perché non è che siamo contrari al fatto che il governo ci dia 50.000 euro da poter utilizzare per i cittadini di Vittorio Veneto, però chiediamo al Comune uno sforzo in più, anzi uno sforzo per mettere in campo, non per fare un'elemosina. Assessore, non stiamo chiedendo l'elemosina, chiediamo di fare una leva finanziaria come ha fatto Treviso. Quella era un'idea? Non questo, Sì. Abbiamo numeri diversi rispetto a Treviso e probabilmente anche un bilancio diverso e ce la si poteva fare. Detto questo, ripeto, noi ci asterremo. Grazie. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, anche noi chiediamo uno sforzo in più, fare tutto il possibile per aiutare per tempo, perché è vero che arrivare con gli aiuti quando il paziente non risponde più, non serve a niente. Comunque per questo provvedimento voteremo a favore. Grazie consigliere. Bene, passiamo a questo punto alla votazione della delibera, della proposta di delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata con 13 favorevoli, 4 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Contrari? E astenuti? 4. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero... Sì. Prego, Sindaco. No, a coronamento di quello che è stato detto, tutti noi abbiamo una testa, tutti noi pensiamo e tutti noi tiriamo una conclusione, facciamo un disegno, facciamo un progetto. Più volte questa sera c'è stato fatto l'esempio dell'approccio che ha avuto Treviso. Dal nostro pensare, del nostro progettare, risulta che al momento le cifre che metteremo in campo da qui a breve, cioè quella prossima, saranno superiori a quelle di Treviso e non ci limiteremo al 5-10% dei soggetti, ma cercheremo di estenderlo ben di più. Grazie Sindaco. Passiamo ora al punto numero 6 dell'ordine del giorno. Approvazione dello schema di patto parasociale per la nomina delle cariche sociali in Asco Piave SPA durante l'assemblea del 29 maggio 2020. Chiedo all'assessore Antiga di illustrare la proposta di delibera. Grazie Presidente. Una nota, se posso, sul plateatico, perché l'assessore dice per l'ampliamento del plateatico. E se c'è qualche attività che chiede ex novo un plateatico per avere più spazi, le accettiamo, non è solo nell'ampliamento. Se uno non ce l'ha può far domanda, vediamo chiaramente con i vigili che sia tutto conforme a un minimo di sicurezza e si autorizza. Era solo per fare l'appunto in merito al plateatico. Veniamo al punto di cui è l'oggetto, l'approvazione dello schema del patto parasociale. Innanzitutto vorrei fare una nota, tanto per capire come muovermi. Nel patto parasociale è arrivata una correzione, di poco conto magari, ma è sempre una correzione del documento che avete in mano, nel senso che il comune di Meolo erano state attribuite meno azioni di Asco Piave, quindi oggi c'è la correzione delle azioni. In buona sostanza il totale delle percentuali del capitale oggi è 8,922 rispetto al precedente, che c'era credo un mero calcolo sbagliato, o comunque attribuito un valore che non era quello. Quindi stiamo valutando oggi questa bozza di discussione con la correzione di Meolo a 353.562, che precedentemente non gli erano stati attribuiti, e arriviamo oggi con un capitale di 8,922. Se stiamo parlando di azioni che danno l'8,99 del capitale sommato con tutti i comuni di ASM Rovigo. Se mi date per buona questa corruzione io vado avanti. Grazie consiglieri. Il patto parasociale che ci chiedono di fare parte dalla SM di Rovigo, una società che non fa parte dei 78 comuni, è una società che ha comunque il 4,398 della percentuale di azioni in Asco. Come voi sapete, il 29 maggio 2020 in seconda convocazione ci sarà l'assemblea di soci con la nomina del consiglio di amministrazione nuovo e con la nomina del collegio sindacale. Abbiamo ricevuto una disponibilità, se siamo disponibili ad aderire a questo patto parasociale fatto dalla SM di Rovigo insieme a altri 10 comuni che avete in cartellina, e credo che non serva neanche elencarli. In buona sostanza questa amministrazione vi chiede di aderire a questa bozza di discussione, quindi al patto parasociale, per addivenire poi alla votazione tutti quanti insieme per formulare dei nomi concordi che tutti i comuni concordano e sono state espressione della SM di Rovigo. I nomi li avete, c'è Cristian Novello, Edoardo Gaffeo, poi c'è Giovanni Salvataggio e Marco Bosco per Consiglio di amministrazione e collegio sindacale. Se avete domande, grazie consiglieri. Grazie Assessore. Bene, apriamo la discussione.
Consigliere Tonon, prego. Grazie. Presumo che ovviamente l'accordo fra l'ASM di Rovigo e gli altri e gli 11 comuni, compreso Vittorio Veneto, di fatto ci sia già stato, anche se come dire, pareva fosse un invito così caduto dal cielo improvvisamente quando è stato presentato. Sono andato a leggermi il patto parasociale e ho solo un paio di domande, perché anche se la cosa potrebbe essere del tutto un'ipotesi accademica. Allora, al contenuto del patto parasociale, al punto 3,3, c'è scritto: i partecipanti deliberano a maggioranza numerica, quindi mi pare di capire tipo cooperative, quindi per teste e non per azioni, a maggioranza numerica dei membri presenti, purché la somma delle azioni possedute dai membri costituenti la maggioranza ammonti ad almeno il 55% più una delle azioni dei partecipanti al patto. In sostanza, ASM Rovigo da sola non basta, ma neanche tutti gli altri comuni, mi pare, da soli non bastano, cioè ci vuole l'accordo, mi pare di capire. Credo sia costruita così. Al 3.4 c'è scritto: in caso di parità di voti numerici, quindi l'ipotesi è che magari uno non possa partecipare, quindi sono 10 membri che partecipano, prevarrà la volontà dei partecipanti che complessivamente detengono un numero di azioni di Ascopiave superiore rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dal gruppo di partecipanti che abbiano votato in dissenso difforme a questi. Quindi l'ipotesi è che ci siano due, fra virgolette, anche se teoriche, cordate, ma però dico potrebbero essere anche tre. E quindi non si capisce come verrebbe fatta, io almeno non comprendo come verrebbe fatta questa, come potrebbe esserci un risultato. Ma mi sono chiesto, qualora ci sia visto che qua ci sono i numeri delle azioni, qualora ci fosse un accordo, Assessore, fra la SM Rovigo e il comune di Pieve del Grappa, quindi 10.300 e 3.800.000 azioni, quindi grosso modo rispetto al patto oltre i 2/3, no? E sono 2, e tutti gli altri 9 quindi avessero un'altra proposta e quindi sarebbero portatori di un gruppo di una somma di azioni pari a meno del 33%. Siamo in stand-by, cioè non si decide nulla o si decide qualcosa? Mi spiego, in sostanza. Ho l'impressione che ci sia come dire, un piccolo vulnus, cioè una piccola carenza all'interno del patto parasociale. Potrebbe anche risolversi con un nulla di fatto, ma non credo che questa sia la volontà di chi partecipa a questo. Per cui le chiedo, qualora l'ipotesi che io ho fatto accadesse, si verificasse, cosa succederebbe? Punto di domanda. Grazie. Grazie. Consigliere De Antoni. Sì. È effettivamente un argomento un po' difficile che ho cercato di approfondire anche in commissione senza però avere risposta. In commissione mi è stato detto: chiedi al sindaco e al consigliere D'Arè, cosa che mi è stato impossibile visto i tempi stretti, e quindi approfitto del consiglio comunale di questa sera per fare queste domande a cui non ho avuto risposta l'altra sera in commissione. Capisco che è una cosa un po' specifica, ma è l'unica occasione che mi è data per fare queste domande. Allora, la prima domanda che è sorta spontanea è: come si è pervenuti alla decisione di partecipare a questa accordata? Ci sono stati degli incontri, delle riunioni anche con gli altri soci, ad esempio gli altri comuni, in cui si è discusso di strategie o opportunità per incidere in qualche modo sulle iniziative di Ascopiave e delle altre società da Ascopiave controllate? La mia domanda. Si sono esaminati i curricula delle persone che sono state proposte per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale? Nelle premesse della deliberazione leggo solamente che è interesse dell'ente
al fine di assicurare uniformità di indirizzo nel perseguimento degli obiettivi della società Asco Piave SpA, aderire a un patto parasociale relativo alle azioni della società, che consiste in un sindacato di voto in grado di disciplinare la consultazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nella suddetta assemblea. E in effetti il patto si chiude la sera in cui viene chiusa l'assemblea. Allora la domanda è, quindi noi partecipiamo solo per eleggere queste persone che sono state indicate, su cui mi chiedo, abbiamo fatto un ragionamento, oppure è arrivata la lettera il 24, mi sembra che sia del 24 di maggio, no, 24 è impossibile, la lettera il 14 maggio in cui questa società municipalizzata di Rovigo comunica a una serie di comuni questa sua proposta e noi abbiamo aderito. C'è stata una discussione, c'è stata, certo la partecipazione di Vittorio Veneto è una piccola partecipazione, 0,1409%, quindi da soli non contiamo assolutamente niente. Ma perché vogliamo contare all'interno di questa cordata? Io credo che sarebbe stato forse importante, oltre che discutere, o se si è discusso insomma, di questo tema, partecipiamo a questo patto parasociale, forse si poteva anche pensare di definire qualche mandato, qualche indicazione da dare a questa persona che poi verrà eletta in consiglio di amministrazione. Perché dico, cioè, ho letto quello che è una cosa complicatissima, avrete visto anche voi, insomma, tutte queste società che partono dall'alto, dalla holding e vanno giù qua. Però, cioè, effettivamente, Asco Piave e tutte le società che ci sono sotto operano sul territorio, operano a favore anche dei comuni, sono iniziative di interesse pubblico per servizi pubblici, operano anche nella realizzazione di reti per il gas, operano nel settore delle telecomunicazioni. Perché non chiedere un intervento specifico anche per le nostre zone che sono, non solo quella Vittorio Veneto, ma che sono in qualche modo abbandonate o non sono state ancora prese in considerazione da queste reti sia di gas che di telecomunicazione? Allora, sì, riporto perché resti agli atti quella che è la mission di Asco Holding, che dice: la vicinanza al territorio è una delle peculiarità fin dalla sua nascita di Asco Holding, trasmessa anche alle controllate, quindi anche alla nostra. La si può ricavare non soltanto dai servizi e dalle prestazioni che il gruppo eroga, ma anche dalle tante iniziative messe in atto sotto varie forme, indirizzate al soddisfacimento di bisogni della comunità e al sostegno delle persone in difficoltà. Insomma, le chiedo al sindaco, perché l'assessore l'altra sera in commissione non mi ha saputo dire, ha detto chiedete al sindaco, vabbè. Chiedo e spero di essere, diciamo, poi smentito dalle indicazioni che mi darete, perché partecipare a un patto parasociale di minoranza invece di appoggiare la proposta della maggioranza, di cui credo anche il comune di Vittorio Veneto fa parte, essendo socio assieme agli altri 78 comuni, credo, che detengono complessivamente il 97% del capitale sociale di Asco Holding. Cioè il comune da una parte è nel 97% del capitale di Asco Holding. Asco Holding controlla Asco Piave. A questo punto mi metto con la maggioranza e forse lì conterà un po' di più che entrare in una cosa di minoranza e essere poi considerato uno di quelli che ha votato il consigliere di minoranza. Spero che mi possiate dare qualche indicazione. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Sì. Allora, premesso che ho cercato anch'io di studiare e ci ho messo un bel po' per capire la Matas, veramente è stata dura, ma comunque ci sono in parte riuscita, penso di esserci riuscita. Allora, la cosa che secondo me si dovrebbe dire anche in un consiglio comunale come città di Vittorio Veneto è quella di spiegare bene ai cittadini, insomma, dove siamo noi comune di Vittorio Veneto. Siamo nell'Asco Holding e l'Asco Holding è maggioranza in Asco Piave e poi c'è una minoranza in Asco Piave che detiene il 47%, no? Quindi giustamente diceva bene il consigliere D'Antoni prima, come mai noi che siamo in maggioranza in Asco Holding andiamo a stipulare un patto parasociale con una società che tra l'altro appartiene alla minoranza di Asco Piave?
Io l'ho capita e magari le risposte politiche le darà il sindaco o qualche consigliere o il consigliere da re, non so. Sono venuta a capo di questa cosa, che non do io la risposta, la voglio sentire da voi, però la stessa cosa mi chiedo, noi partecipiamo appunto, decidiamo di partecipare a questo patto parasociale, però assieme al patto parasociale non c'è nessun documento di impegno rispetto al candidato che noi andremo a proporre all'interno del consiglio di amministrazione di Ascopiave, che non capisco se passa da 6 a 7 o rimane 5, anche questo sarà da capire. E è giusto quello che diceva il consigliere D'Antoni, assieme al mero patto, al documento, dovrebbe esserci un impegno di obiettivi da raggiungere, no? Cioè io vado a eleggere un consigliere in consiglio di amministrazione e chiedo a lui un impegno rispetto a certi obiettivi. Su questo non è una cosa da poco, perché ricordiamo insomma anche la storia di Ascopiave, cioè da dove nasce, insomma, quindi partiamo insomma da quello che è stato i consorzi di BIM, insomma, come sono nati e che importanza da un punto sociale avevano questi consorzi poi nel territorio, nel quartiere del Piave, e cosa hanno aiutato nello sviluppo poi economico e sociale. Quindi appunto doveroso spiegare innanzitutto gli obiettivi che ha anche il Comune di Vittorio Veneto rispetto a questo, e doveroso anche, ripeto, chiedere eventualmente un impegno rispetto a quello che noi auspichiamo, insomma, soprattutto da un punto di vista sociale. Mi viene adesso, magari faccio nel secondo intervento, faccio un'altra considerazione. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi sulla prima tornata, altrimenti magari se o il sindaco o l'assessore vogliono rispondere, se è il primo giro, perfetto. Grazie Presidente. Il patto parasociale fa sì che non si arrivi, consigliere, con dissidenti, per capirsi, o voti contrari. Qui ci si assumono degli impegni, ci sono anche delle sanzioni, e quindi quando si firma un patto parasociale poi tutti insieme voteranno un unico partecipante che decidono 3 giorni prima. Qui c'è anche l'articolo 4. C'è anche l'articolo 4, consigliere, c'è anche l'articolo 4 che forse supera o stempera. Allora, un attimo, una precisazione del consigliere Tonon, prego, perché se altrimenti non si capisce. Grazie, perché forse non mi sono spiegato bene. Allora, la lista unica non c'entra perché ci sono 2 candidati, punto. E deve essere votato uno, punto. Potrebbero avere opinioni diverse, dico da un punto di vista teorico. Guardi che lei cita l'articolo 4 che non c'entra nulla con quello che ho detto io, mi permetto di dirglielo. C'è scritto le violazioni delle pattuizioni, ma la pattuizione viene dopo la votazione. La mia domanda è, gliela ripeto, Rovigo e Pieve del Grappa votano uno dei 2, tutti gli altri votano l'altro. Chi viene eletto dei 2? Punto di domanda. Se mi risponde così, vediamo il risultato. Consigliere, della precisazione. Io le posso assicurare che non sarà così, perché altrimenti non avrebbero fatto un patto parasociale fra tutti i comuni sapendo che 8 persone dentro potrebbero essere i traditori. Mi creda, è così. Prego. Votano in maniera differente, lei dice. Evidentemente si arriverà ad uno concorde con tutti i 10. Sicuramente sarà così, non si preoccupi. Io le sto dicendo una cosa che avverrà e lei mi dirà una cosa che forse succederà. Io le dirò che usciti da quell'assemblea usciranno con un nome, tutti tranquilli, senza grossi problemi, perché sono in 10 e vanno dentro e vengono fuori unanimità con un nome. Continui il suo ragionamento, 10 comuni assessore, più 1. Continui. No, perché si impegnano tutti e 10 comuni più la SM a formulare le cose. E poi il consigliere D'Antoni,
È vero che noi contiamo poco ed è vero che Asco Piave è una società di assoluto merito, è altresì vero che però l'amministrazione precedente le azioni le ha anche vendute e siamo passati al 0,1409. Con questo gruppo andiamo a incidere all'8,922. Rimaniamo comunque come comune di maggioranza. Non siamo fra quei comuni che vogliono passare di minoranza e che sono cappeggiati, magari se lei sa da altre persone, se lo sa ce lo dica. Rimaniamo nella maggioranza. Solo che cerchiamo con questo gruppo di contare un po' di più, perché col 0,1409 non contiamo niente. E penso di aver risposto a tutti, anche la consigliera Italiana, rimaniamo nella maggioranza. Grazie Assessore. Prego Sindaco. Sì, io intendevo, visto che il consigliere Antoni mi aveva interpellato, volevo rispondere a lui. La storia di Asco è una storia alquanto interessante perché l'abbiamo visto nascere, l'abbiamo visto ampliare la gamma dei suoi servizi, del lavoro che ha svolto sul territorio, l'abbiamo visto avere un numero di punti di abitazioni servite dal gas minore di tutti gli altri, proprio perché rispondeva più alle esigenze espresse dai comuni, per cui il gas a Montaner, se non c'era Asco, non sarebbe mai arrivato, quindi la sua funzione sociale l'ha svolta. Noi dobbiamo dire grazie che ci hanno badati con il nostro 014 e con il nostro 014 entriamo in una compagine che alla fin fine potrà nominare qualcuno sia nel collegio di sindaci sia nel CDA. È un vantaggio che ci è stato offerto su un piatto d'argento, perché altrimenti col nostro peso specifico piuttosto sarebbe da andare a vedere come mai Vittorio perde 5 o non acquisisce 500-600 mila euro l'anno come tutti i comuni delle sue dimensioni, quando unico comune dei 34 del BIM non accettò di appoggiare con le reti sul suo territorio la nascente Asco, ma si appoggiò a Estigas, poi è diventata Italgas. È un capitolo che sì, dal momento non si può più rimediare, vale la pena di neanche indagare, perché si sta soltanto male a pensare a quella improvvida scelta di quegli anni. Sì, purtroppo la stiamo pagando continuamente, anno per anno. Grazie Sindaco. Se passiamo ora al secondo giro di interventi, se c'è qualcuno che vuole ribadire qualcosa, consigliere Tonon, prego. Una domanda, non so se questa è in grado di rispondermi. Non avrebbe fatto più bella figura dire non sono in grado di rispondere tecnicamente? Le spiego perché. Perché è la stessa domanda che ho fatto a un altro assessore alle partecipate di uno dei comuni partecipanti, il quale mi ha detto sì, è vero, hai ragione, non ce ne eravamo accorti, è un vulnus, appunto, bastava dirlo subito. Mentre invece lei, dall'alto della sua altezzosa onnipotenza, io so quello che succede e lei invece, così ha detto lei, io so cosa succederà una volta votata. Perdoni, non è posso così. finire o devo essere interrotto da lei? Non è così. Posso finire o... Prego. Grazie, molto gentile. Prego. Mentre invece io l'ho detto fin da subito che la mia era una domanda che probabilmente sarebbe stata puramente accademica. Certo. Però siccome mi pare che le vicende di Asco Holding, quelle che si leggono sul giornale, ci abbiano abituato a tutto o quasi, mi sono posto il problema qualora ciò teoricamente fosse successo. Ripeto, un suo collega mi ha detto hai pienamente ragione, non avevamo pensato a questa ipotesi. Quindi non serve che mi dia altre risposte perché evidentemente non le sa dare. Grazie. No, invece glielo Assessore, un attimo, Prego, la parola prego. la do io, scusi un attimo. Prego. Allora, le consiglio un attimo di aspettare il secondo giro, così eventualmente se ci sono altre domande le smarca tutte, se permette, grazie. Prego, Dus. Sì, grazie Presidente. Non ho molto da aggiungere rispetto a quello che è stato detto sul patto.
Proverei invece un attimo a soffermarmi su una questione, se volete magari un po' banale, che è il compenso del Presidente, che secondo me, alla luce di quello che sta succedendo anche nel nostro Paese, capisco le responsabilità che ha, capisco le difficoltà nel gestire un'azienda di questo tipo, però credo che sarebbe opportuno, visto che comunque si tratta di una partecipata pubblica, che insomma, potrebbe essere rivisto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana, prego. Sì, allora, forse non avete spiegato perché è stato fatto questo patto parasociale. Non l'avete spiegato. Il patto parasociale lo facciamo per, tra virgolette, blindare il consiglio di amministrazione, perché c'è un altro patto parasociale fatto da altri comuni, hanno tentato di fare un altro patto parasociale, che sono proprio quei comuni che sono fuoriusciti, insomma, che stanno fuoriuscendo, che hanno in parte venduto, ma hanno ancora alcune azioni, e quindi sappiamo bene che il consiglio di amministrazione è eletto per 4 membri, 5 dalla maggioranza, quindi da Asco Holding, e un membro del consiglio spetta alla minoranza, no? Quindi alla fine mi chiedevo anch'io come mai Vittorio si impegna. Allora, si impegna perché appunto c'è la necessità, naturalmente, e può essere anche una scelta politica, anche, voglio dire, condivisibile, però secondo me va detta, insomma, va spiegata ai cittadini, altrimenti uno non capisce veramente niente di cosa stiamo facendo, no? Quindi andiamo con il gruppo di minoranza a eleggere un consigliere nel consiglio di amministrazione, e quindi diciamo andiamo in qualche maniera a blindare dare forza al consiglio di amministrazione, e quindi questa, diciamo, è la cosa. E ripeto, scelta legittima dal punto di vista politico, non la discuto, quindi non spetta, sì, voglio dire, potrebbe essere una scelta strategica. Però ecco, mi piacerebbe discutere anche dei contenuti poi di Ascopiave, no? Cioè sappiamo che Ascopiave ha istituito una società controllata con Erea di Bologna, di Bologna, e quindi ha fatto questo impegno, ok? E, insomma, vanno spiegate anche queste cose, secondo me anche un consiglio comunale è utile anche per spiegare queste cose qua. E altra cosa che volevo chiedere, l'ho chiesta anche prima, che secondo me assieme a questo impegno politico deve esserci anche un impegno politico in base agli obiettivi da raggiungere, no? Quindi ci saranno degli obiettivi e qua questa sera non emergono, nel senso noi andiamo a nominare, dare mandato al sindaco di partecipare al patto, di nominare un consigliere che però non sappiamo poi quali siano le proprie ragioni. E mi viene da dire, insomma, di rinnovare questo discorso. Immagino che tutto sia fatto nell'ottica di essere vicini, tra virgolette, ai cittadini, visto che è una società con, voglio dire, nata con obiettivi sociali, però sarebbe bello risentirle dire queste cose, proprio vedere la programmazione in atto. L'altra cosa che appunto anche in questo periodo di crisi sarebbe bello sentire da parte di Ascopiave magari una riduzione di certe delle bollette, insomma di venire incontro ai cittadini che sono in difficoltà. Io spero che Ascopiave proceda rispetto a queste cose qua. E mi aggancio anch'io al discorso dei compensi legati al Presidente del Consiglio di amministrazione, che ricordo sono i compensi non sono in linea con le altre società simili ad Ascopiave, ma diciamo che ha moltiplicato di parecchio il compenso, e quindi insomma siamo in un altro pianeta rispetto a quello che viene anche dato ad altri presidenti di consigli di amministrazione. Quindi io chiedo da parte del sindaco di impegnarsi anche eventualmente di cercare, mi sa che la remunerazione non è stata ancora decisa, sarà decisa poi nell'assemblea del 29 maggio, quindi chiedo anche al sindaco di impegnarsi rispetto a questo, insomma, ecco.
Grazie, consigliere. Consigliere De Antoni. Sì, non mi dichiaro soddisfatto delle risposte che ho ricevuto. Sì, la sostanza è che certamente come Comune di Vittorio Veneto contiamo poco. Un giorno è arrivata una comunicazione da parte di una cordata, abbiamo deciso di aderire senza fare nessuna valutazione. Questo è quello che ho capito, ne prendo atto, sono d'accordo che 0,190 non sia niente rispetto a, però è chiaro che così è successo, a meno che non ci siano altre cose che non mi sono state dette. Quindi sì, niente di, cioè è logico che è opportuno che il Comune possa contare un po' di più, però ci dite che conterà di più, ma in che senso? Solo per votare una persona oppure anche, come avevo detto prima, per contare un po' di più anche nei programmi, nelle iniziative che in qualche modo le società del gruppo porteranno avanti? Era solo questo. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere De Re, prego. Sì, siccome sono stato più volte citato, ma ricordo che all'Asco Piave ho solo la bolletta, non sono mai entrato nel CDA, non ho mai avuto ruoli all'interno dello stesso, ma mi permetto... Non botta risposta, per cortesia. Dopo, consigliere, non la sento, no. Consigliere. Mi permetto da consigliere di esprimermi. Primo, noi siamo parte in Asco Piave, come d'altra parte aveva ribadito il sindaco, in maniera marginale rispetto a comuni importanti come Conegliano che hanno dividendi di 800.000 euro. Perché? Perché la scelta politica di quegli anni, qualcuno ha deciso di optare, di andare non con BIM Piave, allora si chiamava così, ma di andare con Italgas, che era un altro nome. In compenso con un cambio minimale. Asco Piave è cresciuta, si è trasformata ed è cresciuta, è diventata quel colosso che è diventato. Allora l'accordo commerciale che è stato fatto con ERA è stato importantissimo, che non è stato uno scambio economico, ovvero è stato uno scambio alla pari. Noi abbiamo venduto oltre il 50% ad ERA della vendita, i clienti, e in concambio abbiamo ricevuto reti, cioè i tubi, quindi un rafforzamento delle due società che permette in questo momento ad Asco Piave di essere sul mercato e avere un potere di acquisto di oltre 1 miliardo. Quindi l'operazione in sé è stata questa. Se poi entriamo nei compensi, voglio ricordare che nel CDA di Asco Piave c'è la Lega, c'è Forza Italia, c'è il PD, e inoltre c'è la parte privata che hanno votato all'unanimità con assenza del Presidente il compenso. Quindi se vogliamo, attenzione che l'Asco Piave è una quotata in borsa, quindi ha il controllo della Consob. Quindi si poteva dare di meno? Certo che sì. Poteva prendere più? Certo che sì. Quella è la scelta interna di quel CDA e ha stabilito quelle che erano le regole. Io invece giustamente mi prendo atto di quello che ha detto lei, di quello che hanno detto i consiglieri di minoranza, ma che siamo e che anche noi di maggioranza, cioè di capire questa grande e importante società che si impegni sul territorio per quelle che sono le autonomie, cioè per quelli che sono i comuni, e quindi dare un servizio al cittadino. Noi abbiamo una rete che è marginale, che va a Carpesica, Formenica, quindi siamo un po' tagliati fuori da questo, però possiamo entrare in quello che è le altre società, che è quello della fibra ottica. Qualcuno dice non funziona, io invece ci sono 2000 km di fibra ottica in quella società, in cui noi siamo a pieno regime all'interno assieme a tutti gli altri comuni. Quindi questa società adesso si tratta c'è un cambio generazionale, un cambio parasociale, c'è un cambio diciamo di CDA, e naturalmente per legge c'è anche la minoranza. Noi abbiamo diritto di appoggiare questa lista, di appoggiare questa cosa, ma non è che con questo siamo contro assolutamente no. Noi vogliamo portare a casa anche per il Comune di Vittorio Veneto quei servizi. I compensi purtroppo non li abbiamo perché abbiamo una marginalità di azioni.
Ricordo che comuni come Revine Lago portano a casa 460.000 euro all'anno, quest'anno hanno portato a casa, che equivale a neanche ai metri cubi del gas che loro hanno consumato, sono molto di più. Allora, non guardo al passato, guardo al presente e soprattutto al futuro. Queste sono le scelte in questo momento, per questo noi voteremo questa delibera, questo patto parasociale, e diamo mandato a chi per esso di portare avanti e soprattutto di consolidare questa società, che è stata un'idea geniale di Francesco Fabbri, che ha portato avanti questa cosa, ed è una cosa che ci invidiano. Ricordo che per chilometri di reti l'Asco Piave è la prima società nel Triveneto come chilometri di reti. Quindi diamo forza, e certamente si possono discutere anche i compensi, ma credo che chi di dovere, l'importante è che la società funzioni. Ricordiamoci in un recente passato, quando ci sono state le nomine e i compensi di presidenti di ferrovie con buchi colossali, di Alitalia con buchi colossali e quant'altro. Almeno questa qua è una società in pieno vigore e soprattutto in piena efficienza. Grazie. Grazie, proprio tempo massimo. Qualcun altro? Qualche altro intervento? Se altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Assessore. Grazie Presidente. Prego, ecco. No, volevo dire al consigliere Tonon che ci potrebbe essere un vulnus anche al punto numero 4, nel senso che la violazione delle pattuizioni di cui il presente patto comporta il diritto di risarcimento di danni a favore dei partecipanti non adempienti. E se per caso succede? No, ma dico, e se per caso succede? Ho capito, ma se per caso succede, anche questo potrebbe essere. È quantificato? Grazie. Diciamo che partiamo da due posizioni differenti e quindi... Andiamo avanti. Assessore, deve rispondere qualcun altro? Basta, concluso. Sindaco, prego. Un particolare. Volevo semplicemente ricordare il fatto che in questo gruppo che si è creato di entità che andranno a firmare tutti quanti questo patto parasociale, la componente forte è il comune di Rovigo, che addirittura anche politicamente come conduzione non siamo proprio del tutto fratelli, no? Però lo siamo dal punto di vista etico, perché che ci accomuna, che ho trovato che ci accomuna, è proprio la volontà che queste entità permangano a guida pubblica o fortemente indirizzate a rispondere ai fabbisogni delle comunità. Questo è un fatto che mi sono accorto fin dall'inizio che ci accomunava e quindi c'è stato anche più facile aderire. Grazie Sindaco. Una precisazione, prego. Consigliere Darè. Voglio ricordare che l'Asco Piave dà 1.300.000 euro di sovvenzioni alle famiglie in difficoltà. Tanto per chiudere, diciamo, l'intervento di prima, scusate. Consigliere Dus, una precisazione? No. Perfetto, basta. Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, prego. Consigliere De Antoni. No, sto scherzando. Niente, cioè il mio voto è favorevole. Io ringrazio il consigliere Darè, che davvero è stato evocato nella commissione, perché se no non avrei detto questa cosa. In commissione hanno detto chiedete al sindaco e al consigliere Darè. Volevo dire che abbiamo detto le stesse cose, cioè io sono solo per fare, quando si fa una cosa di questo genere, si poteva, prima di chiudere l'accordo e quindi di aderire al patto parasociale, definire le cose che ha detto anche lei, cioè di chiedere al consigliere, di scrivere da qualche parte, insomma, no, che questo patto parasociale, che è limitato all'espressione del voto, è anche conseguenza di un'indicazione che è stata data al consigliere che verrà eletto di portare avanti certe cose su cui tutti siamo d'accordo. Questo chiedevo solamente, cioè dire che lo faranno, io ci credo, ma insomma quando si è scritta una cosa resta, no? Quando poi si parla le cose possono cambiare, solo questo. Comunque il mio voto è favorevole. Grazie consigliere.
Consigliere Dus. Sì, anche il nostro voto sarà favorevole e mi permetto solo di un appunto al consigliere Darè. È vero quello che dice lei, è anche vero che quando è stato proposto quello stipendio lì, per il Presidente, non c'era ancora una pandemia in atto. Quindi magari la prossima volta lo si può rivedere, c'è l'occasione e rimetterci in mano. Tutto qui. Grazie. Consigliere Bagliana, prego. Sì, allora noi ci asterremo. Come premessa ho detto che è una scelta che potrebbe essere anche condivisa, però ci asterremo proprio perché voglio vedere se nell'assemblea del 29 maggio, che si terrà a Imola e non a Pieve di Soligo, da quello che ho capito, c'è da approvare la relazione sulla remunerazione per il 2019 e che appunto prevede questi alti compensi ai dirigenti, insomma, del Consiglio di amministrazione della Scoppiave. Quindi io invito di nuovo appunto chi ha la capacità di politica di riuscire in qualche maniera a far ripensare questo compenso. E poi, consigliere Darè, se a Scoppiave da 1.300.000 euro a disposizione delle famiglie, capirà che è ben poco rispetto ai 1.600.000 euro che verrà dato al Presidente del Consiglio di amministrazione. Ecco, grazie. Grazie, consigliere. Bene, passiamo alla votazione della proposta di delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 15. La delibera è approvata con 15 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Altro punto numero 7 dell'ordine del giorno, modifica al regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale. Approvazione. Passo la parola all'assessore Antiga. Grazie Presidente. In questo punto siete chiamati ad approvare o meno un articolo che implementa l'articolo 13, chiamato 13 bis. E perché il motivo di questa implementazione di articolo? Perché ci troviamo in momenti assolutamente particolari, economicamente fermi su tutti i fronti, e quindi questa amministrazione ritiene che andare in bando d'asta per proporre degli immobili per poi vederli andare deserti in prima, seconda, terza asta non sia sicuramente una cosa costruttiva, anzi dispendiosa sia in termini economici e anche di tempo del personale. Quindi abbiamo pensato di introdurre il 13 bis, che in buona sostanza dà la possibilità al privato di fare un'offerta chiaramente di un bene del Comune di Vittorio Veneto. Questa offerta sarà comunque valutata agli uffici data la congruità e messa comunque sempre in asta pubblica nell'eventualità che ci sia la congruità. Oltre, e questa può essere fatta sia per il patrimonio disponibile e anche indisponibile del Comune. Anche dell'indisponibile perché anche nel passaggio tra indisponibile e disponibile si mettono in moto meccanismi talmente complessi e dispendiosi che magari poi si arriva a disponibile e non c'è nessuno che è interessato, per cercare di accorciare, se si vuol dire, la strada per arrivare alla vendita, perché comunque i beni sono messi e soggetti a vendita. Con questa proposta d'acquisto e quindi proposte irrevocabili di acquisto, tra l'altro siamo anche in linea con il regolamento regionale che prevede la stessa identica cosa. Grazie Assessore. Prego, aperta la discussione. C'è qualche prenotazione? Andiamo avanti. Prego, consigliere De Bastiani.
Io non ero in commissione, quindi non ho potuto approfondire, ma sinceramente non capisco il senso di queste scorciatoie. Ma non mi sembra che la trattativa come è sempre stata fatta con bando pubblico abbia aggravato o posticipato delle vendite dei nostri immobili. Non mi pare che la Mafil non è stata venduta perché non si può fare la trattativa privata. A suo tempo neanche il Papadopoli, quando c'era la giunta che voleva metterlo in vendita, l'ha messo in vendita un paio di volte, ma dopo non è venuto. Quando passate le 2 volte che si può passare per legge, no? Alla trattativa privata non si è fatto vivo nessuno. Quindi veramente è una scorciatoia che non riesco a capire che motivo possa avere, e mi sembra invece che la via tradizionale sia quella che garantisce maggior trasparenza. Però voglio sentire anche il parere di tutti i colleghi per dopo eventualmente esprimere il mio voto. Grazie. Grazie consigliere. Qualche altra prenotazione? Consigliere Tonon. Grazie. Io confesso che non voglio sembrare sempre cattivo, ma nonostante l'incipit dell'assessore, nella seconda parte del discorso concordo del tutto con lui, nel senso, non ritengo che si cambino i regolamenti perché siamo in periodo di... No, lei ha iniziato così, siccome siamo in un periodo di crisi cambiamo il regolamento. No, non è siccome siamo in periodo di crisi, secondo me è una scelta giusta, adeguata, da fare indipendentemente dal momento di crisi. Perché? Perché ci sono delle, probabilmente, speriamo, perché io temo che non ci sarà la corsa all'offerta, spero per il comune che ci sia, ma temo che non ci sarà. L'offerta di comprare beni del comune, sì, in quel senso. Speriamo che ci sia, perché probabilmente così ci sarà anche, come dire, un volano per quanto riguarda la città ulteriore rispetto a quanto l'amministrazione sarà in grado di mettere in campo. Ma, ripeto, è una modifica, questo articolo 13 bis, sulla proposta d'acquisto da parte in sostanza del privato, anche se un bene non è nel piano delle alienazioni, o se messo all'asta l'asta non ha avuto il risultato sperato, opportuno per fare in modo che ci sia come dire, più possibilità, diciamo così, più occasioni, più opportunità di iniziativa. Grazie. Grazie consigliere. Qualche altra prenotazione? Posso considerare concluso il primo giro? Baliana, prego. Sì, no. Consigliere Baliana. Chiedo innanzitutto, so che magari questa proposta è anche inserita in altri regolamenti, volevo chiedere innanzitutto perché si rende necessario introdurla adesso, cioè qual è stata la valutazione, se c'è già un'idea e la motivazione perché avete scelto, insomma, perché si poteva pensare anche prima, ma l'avete fatto adesso, quindi voglio capire per quello. E poi se cortesemente ci fa ad esempio un esempio che potrebbe succedere. Grazie. Grazie consigliere. Prego Assessore. Grazie Presidente. Stiamo parlando di scorciatoie, di abbreviare i tempi, consigliere, non di prendere scorciatoie strane. Abbreviare i tempi e perché? Perché è in questi momenti di crisi che c'è difficoltà alla vendita più di prima. Prima bastava avere un immobile, si metteva all'asta e bene o male, se non alla prima, alla seconda si vendeva. Oggi invece abbiamo visto che mancava in questo regolamento
una proposta irrevocabile di acquisto che magari uno è più, conoscendo i beni del comune, può essere più stimolato sapendo che i tempi sono un po' più stretti, perché se deve aspettare un'asta e deve fare tutte le istruttorie, questo qua secondo me è un modo per invogliare uno di guardare e fare la propria proposta. Fare la proposta non vuol dire acquisire, perché acquisire vuol dire passare comunque per la congruità della proposta, perché se non è congrua rimane dov'è, punto, e dopodiché va comunque all'asta. Quindi è per abbreviare in quel senso, per rendere più appetibile, perché uno magari vede il risultato più vicino, non risultati diversi. E un esempio si può fare, per esempio, semplicemente è così, c'è una scuola, mi dica lei una, che Confin o Fais che non vuole andare ed è là valutata una vagonata di soldi, uno dice, bene, per me ho fatto una valutazione con 1.000 euro in meno, magari ci sto, questo presenta l'offerta, viene valutata, se è resa congrua va comunque sempre in asta, se non è resa congrua perché invece ha chiesto magari 200 euro per acquisire la scuola, viene resa non congrua e rimane lì com'è. Grazie Assessore. Qualche altro intervento? Prego Sindaco. Faccio anche notare che non è che questo intervento sostituisca l'esistente, si aggiunge come ulteriore opportunità per i nostri, qualcuno qua in Consiglio li chiamava gioielli di famiglia, no? Ma mi sembra che siano deperiti abbastanza. Bene, passiamo al secondo, se qualcuno vuole fare un secondo intervento, altrimenti consigliere Dus, prego. Sì, mi permetto di fare già una dichiarazione di voto oltre che l'intervento, nel senso che credo sia un'idea buona che è da perseguire, per cui bene. Noi ci avevamo provato ad introdurre delle novità a suo tempo, e erano quelle di pubblicare e rendere, cioè fare un po' di pubblicità fondamentalmente sui beni che mettevamo all'asta, per appunto far conoscere al maggior numero di persone possibili quelli che sono i gioielli di famiglia. E quindi tutto quello che si può fare per cercare appunto di quantomeno liberarsi di alcune cose che sono un peso per l'amministrazione e magari trasformarle in servizi per gli utenti, credo che possa essere, cioè, dovremmo essere nonché favorevoli, insomma, ecco. Grazie consigliere. Visto che il consigliere Dus ha lanciato le dichiarazioni di voto, se c'è qualcun altro, altrimenti passiamo subito alla votazione. Prego, consigliere De Bastiani. Sì, noi ci asterremo proprio perché non riusciamo a capire dove ci stia il vantaggio. Cioè, io escludo che un bene tra quelli che sono in alienazione non vada venduto perché non c'è questa possibilità. Si fa il bando e il bando si fa un ribasso, 2 ribassi e dopo si va alla trattativa privata, come sempre stato. Cioè, ma appunto, ma deve avere una banalità, la trovo talmente una banalità che mi permetta di dubitare che dietro ci sia che qualcosa che io non riesco a cogliere, perché veramente sembra una banalità. Un esempio non siete riusciti a portarcelo, un esempio pratico e concreto, voglio dire, per cui veramente la trovo del tutto inutile. Quindi, ok, astensione. Grazie. Bene, a questo punto, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo alla votazione. Favorevoli? 15. Contrari? Astenuti? La delibera è approvata con 15 favorevoli, 2 astenuti e 0 contrari. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 15, contrari 0, astenuti 2, quindi la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 8,
Permute aree in via Sottochiesa a Formeniga. Assessore Antiga, prego. È una permuta che avete in cartellina, se ci sono domande sono qua. Sì. No, ma la discussione comunque si faceva, non è un problema, non è che bisognava omettere l'esclusione, assolutamente. Stiamo parlando di un sedime stradale, di una strada comunale che negli anni, in virtù anche di smottamenti e altro, la sede stradale si è spostata, è stata aggiustata e oggi in buona sostanza ci si trova con un richiedente spostare la sede stradale dando la vecchia sede stradale al proprietario che ne ha fatto richiesta. In buona sostanza è una permuta perché ci scambiamo dei metri quadrati con un privato dove poi la differenza rimarrebbe a nostro favore di 31 metri quadrati per il Comune. Il Comune poi i 31 metri quadrati li compensa e perché? Perché nella valutazione che è stata fatta di 15 euro a metro quadrato ritenuta congrua, i 465 euro che si parlava con il consigliere D'Antoni vanno compensati dal frazionamento che è tutto in capo al proprietario del terreno che noi andiamo a cedere e a compensare. È stato valutato che un frazionamento costa intorno al 1.600 euro, noi avremo comunque dovere di pagare la metà di questa permuta e quindi gli 800 euro noi non li tiriamo fuori, però non chiediamo neanche i 465 che nella compensazione dovevano essere dati al Comune. Grazie, Assessore. Aperta la discussione. C'è qualche intervento? Consigliere D'Antoni, prego. Sì, mi rendo conto che anche questo è un problema di poca importanza e anche in questo caso ho chiesto in Commissione alcuni chiarimenti, ma anche in questo caso non ho avuto risposte, per cui lo ripropongo in Consiglio. Il primo punto che avevo sollevato è questo: c'è un interesse pubblico a soddisfare la richiesta della signora che chiede di fare questa permuta? Io ho provato a leggere la delibera e non ho trovato l'espressione di questo interesse pubblico. Siamo in effetti in presenza di una strada interpoderale. Dico interpoderale e non vicinale perché se voi andate sul posto, all'inizio della strada c'è un cartello. Sì, esatto, però allora mi spieghi perché all'inizio di quella strada c'è un cartello divieto di transito eccetto i confinanti. In genere è la caratteristica tipica di una strada interpoderale, viene realizzata dai confinanti, ognuno cede un pezzo di terreno e si fa la strada per servire i diversi poderi. No, qui c'è questo cartello, quindi, ma siccome non entriamo nel discorso se è una strada comunale, vicinale o interpoderale, perché apriamo una discussione enorme su cui è meglio lasciar stare, insomma, ecco. In effetti c'era, da quello che ho potuto vedere io, diciamo, c'era nei tempi una carrareccia, una strada dissestata che correva più verso quel poco di salita che c'è verso la chiesa, diciamo, un po' verso la chiesa. E questa strada nel tempo, penso che sia stata realizzata decine e decine di anni fa, la prima strada. E nel tempo questa strada è stata abbandonata, nella delibera si dice a seguito di smottamenti, effettivamente lì non è che si vedono grandissimi smottamenti sul posto, però va bene, insomma, poi invece che fare questa strada che aveva un andamento così a zig-zag, diciamo, in qualche modo, adesso è stata fatta questa strada dritta in sterrato che, diciamo, il primo brevissimo tratto è asfaltato e poi diventa sterrato. A me sembra giusto che la signora chieda la permuta dei terreni abbandonati con altri di sua proprietà in maniera tale che così utilizza il vecchio tracciato per
diciamo, ampliare la sua proprietà dove proprio c'è il vigneto, credo, no? E infatti lo dichiara anche la signora nella sua richiesta, dice che vuole trasformare il terreno in vigneto, vuole fare una piantumazione di vigne, insomma, ecco. Però io non trovo qual è l'interesse del comune a fare questa permuta, che non avviene alla pari, come diceva lei, in quanto la superficie di terreno che la signora propone di darci è di 31 metri quadri, inferiore rispetto a quella che noi diamo invece alla signora. E il costo, se c'è questa stima, se il valore è stato stimato in 15 euro al metro quadro, porta a questi famosi 465 euro. A me, prima cosa che leggo nel regolamento per l'alienazione dei beni immobili, leggo che quando c'è da fare queste permute oppure queste vendite, è previsto che si faccia una perizia di stima, cosa che nella delibera non ho visto, salvo un rinvio a una... diciamo, nelle premesse si dice che in genere in quella zona il valore dell'area agricola può essere stimato determinato, neanche stimato, in 15 euro a metro quadro. Credo che, come dice il regolamento all'articolo 5, sia necessario fare comunque una perizia. Se non facessimo una perizia questa volta, cioè, sarebbe un precedente che poi dovrebbe ripetersi anche in altre occasioni, come diceva prima, si vende un immobile, si fa prima una perizia. Come mai non abbiamo fatto la perizia questa volta? Poi il regolamento dice anche che devono essere poste interamente a carico dell'acquirente le spese generali e tecniche sostenute dall'ente per addivenire la cessione del bene. Sempre nel regolamento leggo questo. Quindi è improbabile quanto riportato nella bozza delibera, dove si prevede che non ci sia un conguaglio a favore, è improponibile quanto riportato nella bozza, in cui si dice che non c'è alcun conguaglio a favore dell'ente, in quanto il privato si assume l'onere complessivo del tipo di frazionamento che viene stimato in 1.600 euro. Tali spese, secondo la mia lettura, la lettura del regolamento, sono a carico del privato, che deve assumersi anche, ne avevamo parlato in commissione, deve assumersi anche l'onere delle spese per il rogito. Allora, la mia conclusione è: io sono favorevole alla permuta, mi sembra che sia giusto dare una risposta positiva a questa signora, però chiedo che venga fatta la perizia di stima, che il conguaglio a favore del comune venga versato, il conguaglio a favore del comune per la differenza di superficie permutata, che le spese per il tipo di frazionamento e per il rogito siano a carico della richiedente e che per spese generali e tecniche, come scritto nell'articolo 5, ci sia una quantificazione che, credo che lo dirà meglio di me il consigliere Tonon, ma lo aveva detto in commissione, c'è una delibera di tanti anni fa in cui si stabilisce che c'è questa quota che viene per quantificare queste spese tecniche a carico del richiedente. Quindi bene, sono d'accordo, però seguiamo il regolamento. Grazie, consigliere. Consigliere Bagliana. Sì, allora anch'io sono d'accordo per cercare di andare incontro ai cittadini quando ci sono le condizioni per farlo, insomma, però è giusto anche cercare di capire bene le cose che stiamo facendo, nel senso che è una strada comunale e quindi le domande che vado a porre sono queste. Anch'io ho visto il cartello stradale e non ho capito, perché quella è una strada di collegamento che va da Formeniga fino giù a Ponte de Maset praticamente, no? Giusto? Arrivo giù? Sì, perché l'ho fatta ieri. Scusi, sì. E allora? Sì, praticamente esci. Allora, detto questo, volevo chiedere, e qua si parla che la strada, che la viabilità è di fatto da lungo tempo così modificata. Allora la domanda che volevo fare, noi, i nostri uffici si sono accorti che è da lungo tempo così modificata la strada, immagino, no? Quindi se c'è stata questa frana, voglio dire, chi è che ha messo a posto la strada? Punto di domanda. Cioè, è stato il comune, visto che era una strada comunale, o è stato qualcun altro? E quindi si è messo a posto la strada, su un terreno privato, tra l'altro, no? Quindi magari trovando un accordo, non lo so, e comunque adesso fatto sta che arriviamo in queste condizioni.
Volevo dirle, Assessore, chiederle, ma la nuova strada per il primo pezzo passa sul terreno comunale o passa di nuovo su un terreno privato? Perché io da qua, se questa è la strada nuova, chiedo, questi mappali sono di proprietà del comune o sono di altri privati? Perché a questo punto è meglio mettere a posto tutto, non solo un pezzo, no? E basta. Poi mi concordo con le richieste che ha fatto il consigliere De Antoni e quindi magari mi riservo. Grazie, consigliere. Ha finito? Sì. Sì. Qualche altro intervento? Consigliere De Bastiani. E anch'io mi associo alla richiesta di fare una perizia di stima, perché io adesso non me ne intendo più di tanto, però ho sentito parlare di 15 euro al metro quadrato e mi sembra che stiamo parlando di area di OCG e da quel poco che so io, insomma, i valori del terreno di OCG sono superiori al doppio di 15 euro al metro quadrato. Potrei sbagliarmi, col vigneto che forse c'è già, perché noi adesso deliberiamo di autorizzare no, ad occupare l'area pubblica a uso agricolo, ma passando di là si ha l'impressione che quell'area sia già utilizzata per uso agricolo, sempre con beneficio di inventario, però l'impressione è questa. E tra l'altro dopo c'è anche il cartello che dice che autorizza una sistemazione agronomica agraria con riduzione di area boschiva, e voi sapete che quando io sento parlare di riduzione di area boschiva, insomma, mi agito, no? Perché voglio dire, sappiamo il valore delle terre del Prosecco, ma sappiamo anche le disgrazie delle terre del Prosecco, no? Assistiamo continuamente a sbancamenti a volte veramente insopportabili, come quelli che si vedono per esempio in questi giorni nell'area Caldaz, si chiama Val di Caldaz, qualcosa del genere. Sì. Fossi tombinati, sbancamenti che non si sa se sono autorizzati, mi sembra che mesi fa erano stati bloccati dei lavori, no? E adesso si vede che i lavori continuano, però non so. Quindi niente, io propongo di tenere in sospeso questa delibera, di portare alcune verifiche, e anche se sono pochi soldi, come tutti quanti sappiamo, sono pochi. Non sono, ecco, bravo, ci troviamo d'accordo. Allora, siccome non sono mai pochi soldi, io mi appello a questo Consiglio Comunale di rimandare questa decisione, assoggettarla a un'ulteriore verifica, soprattutto anche sul valore patrimoniale, perché sul valore potrebbe configurarsi anche un danno erariale alla fine, no? Di poco, ma insomma sempre il danno potrebbe essere. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, prego. Grazie. I problemi che sono emersi questa sera li aveva già sollevati il collega De Antoni in sede di commissione, assieme a quella che avevo sottolineato io, cioè alla mancata citazione all'interno della delibera di questa sera della delibera di giunta del 2002 che il dirigente comprensibilmente non poteva conoscere,
e pensavo francamente che sarebbe stata recepita, e allora chiedo come mai questa, se non vale più, perché non vale più, se è stata ritirata, se è stata abrogata, o se è possibile non assumere decisioni senza, come dire, non considerando l'esistenza di una delibera che la medesima Giunta nel 2002 si è data. E questa dice esplicitamente: delibera la Giunta di allora, 14 giugno 2002, che per ogni domanda di acquisto, quindi domanda, non quando si fa l'atto, che per ogni domanda di acquisto di relitti stradali o da altre aree pubbliche di frangia, come mi pare sia questo il caso, sia corrisposto al Comune un contributo di euro 500 indipendentemente dal valore dell'area stessa o immobile ed in aggiunta al valore dello stesso, a titolo di canone istruttorio e per soggetto richiedente relativamente alla compravendita dell'immobile richiesto anche in caso di richieste cumulative. Questo è un punto. Il secondo è quello, l'ha sottolineato lei, sono sempre tanti i soldi quando ovviamente vanno al Comune, per cui anch'io ritengo doveroso, come prevede il regolamento, che peraltro abbiamo appena emendato e quindi è a conoscenza di tutti, che sia fatta una perizia di stima anche dei nostri uffici, come è stato credo sempre fatto, non so se qualche volta è stata data fuori, ma credo nel 99% dei casi sono gli uffici comunali che fanno la stima. E ho guardato, giusto per curiosità, un'altra che è stata approvata, se non ricordo male, all'unanimità in questo Consiglio nel 2018, sì, esatto, c'era una delibera con tanto di perizia fatta dai nostri uffici, quindi non si vede perché in questo caso non sia stata fatta. Lo prevede un regolamento, credo lo preveda anche il buon senso, perché anziché scrivere più o meno vale tot, è meglio sia un tecnico a stabilire qual è il valore. Detto questo, anch'io concordo sul fatto che sia buona cosa e opportuna regolamentare correttamente anche da un punto di vista formale le proprietà, però che venga fatto con tutti i crismi, cosa che mi pare non stia accadendo in questo caso. Grazie. Grazie consigliere. Se posso, per le risposte, grazie Presidente. Valore di stima dell'area. Partiamo anche da là. Io credo che il parere di conformità tenga conto anche dei valori che ci sono in perizia, assegnati al singolo metro quadrato, e i 15 euro non sono stati, come si può dire, sottovalutati, ma abbiamo per esempio, perché stiamo facendo trattative, anzi se la particella della zona che siamo in pista ciclabile a San Giacomo, l'agenzia del Demanio ci dà l'ok, viene venduto a 12.500, a 12,50 euro al metro quadrato, identico al rogito che loro hanno fatto di tutta la terra contermine. Quindi abbiamo preso un atto notarile di 12 euro, stiamo parlando sempre di terreno che non ha sopra niente, cioè il vigneto viene fatto dopo. E noi avevamo una particella vicino alla zona industriale, vicino alla zona ciclopedonale, abbiamo chiesto a quant'è che è stata venduta l'area contermine, a 12,50 euro al metro quadrato, e anche per noi i 12,50 erano congrui visto che erano scritti in un atto. Quindi i 15 euro, e poi dovrebbe essere anche accettato l'agenzia del Demanio. I 12 euro col parere conformità io credo vengano assodati e quindi credo che possano essere ricompresi. E poi il discorso della riduzione di area boschiva è stato comunque un intervento che è stato approvato dagli enti preposti, quindi credo abbia superato tutti quanti gli scogli. Per parlare poi in riferimento al consigliere Tonon che parlava
dell'articolo del 2002, questo è vero, prevede i 400, però solo riferite ad area di vendita. L'area di vendita possiamo dire che è solo del privato il beneficio. Questa è una permuta, le cose sono sostanzialmente diverse perché c'è la volontà di entrambi di addivenire un accordo, anche perché la strada, con questa approvazione, la strada noi la portiamo dov'è, non è che la portiamo dove era prima, dov'è. La strada è così. Rispondendo poi alla consigliere Bagliana, sicuramente, e lei ha visto i mappali, non coincide tutto. Questo è il primo tratto che la nuova strada andrà a coincidere nella parte dov'è, ma dobbiamo sistemare diverse posizioni su quella strada. Quella strada era una strada che è stata sistemata al comune ed è stata usata quando è stata smessa la strada, quella più avanti che girava, perché il comune l'aveva messa a posto con frane diverse volte, se non ricordo male con l'azienda agricola del Grando è stata ceduta la strada ed è stata attivata questa attivando il primo strada. Quindi dobbiamo chiaramente ripristinare che dove adesso c'è il sedime deve diventare del comune. Questo potenzialmente è il primo intervento che andiamo a fare e che coincide. Parlando di permuta, le permute comunque sono di entrambi i benefici della permuta ed è per quello che nella permuta normalmente quando si vanno a fare i frazionamenti è a carico di entrambi. Loro fanno il frazionamento, per noi sono 800 euro risparmiati, per essere giusti dovremmo prendere i 465 e dare 800. Con l'accordo del privato non prendiamo i 465 ma neanche diamo gli 800, perché c'è la convenienza di entrambi di addivenire a un accordo. Quindi credo che non ci sia nulla che si possa eccepire in questo atto, anche perché se andremo a fare una valutazione economica giusta, secondo me, però la permuta rimane permuta, e fatto salvo che i 1.600 euro per il frazionamento ci stanno, se io faccio 800 euro diviso i 31 metri quadrati mi verrebbe fuori una valutazione della terra di 26,7 al metro quadrato, che è il terreno con un vigneto sopra, non un terreno senza nulla. Grazie, Assessore. Penso che sia grazie. Ok. Consigliere Donon? Sì, grazie. Secondo me non è così semplice. Allora, nella delibera che viene proposta, a pagina 2 c'è scritto, visto l'articolo 12,1 lettera C, è la proposta. Io vado a guardarmi il regolamento, articolo 12,1 lettera C, c'è scritto alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni. Alienazione, non parla permuta e basta, quindi ogni permuta prevede una alienazione. Di conseguenza non può essere bypassata la delibera della Giunta del 2002, perché c'è stata una richiesta da parte del privato. Come no? C'è scritto qui che c'è stata una richiesta, l'avete citata voi, era il 14 giugno 2019, è passato quasi un anno. Ma chi è? Ma non è che diventi permuta, la permuta è una alienazione di un bene, che poi il tramite sia, cioè il mezzo, una permuta anziché uno scambio in denaro, nulla cambia sul fatto che sia una alienazione. No. Vabbè, chiedo scusa al giurista, io chiedo al segretario a questo punto, sì, non so se sbaglio francamente, chiedo, si può bypassare la delibera del 2002 a questo punto, sì o no? 1, 2, la valutazione non credo, la perizia non credo venga bypassata dal parere di conformità, che è altra cosa, è previsto in tutte le delibere, che hanno contenuto finanziario ovviamente.
Allora, Grazie. prego. Sentiamo subito il segretario sul parere del consigliere, sulla richiesta del consigliere Tonon. Prego, segretario. Sì, a mio parere, consigliere Tonon, qui la fattispecie della permuta è quella di cui all'articolo 13, se non sbaglio, del regolamento di cui stiamo trattando, che in quanto disciplinata da un articolo costituisce una fattispecie. E noi sappiamo dal Codice Civile che la permuta è il contratto che ha ad oggetto, a questa causa contrattuale, il trasferimento reciproco della proprietà di un bene, che è diverso dall'alienazione, cioè dalla vendita, che invece è il trasferimento di un bene verso il corrispettivo di un prezzo. La delibera che lei cita, quella del 2002, effettivamente a stretto rigor di lessicale è riferita alle alienazioni pure e semplici. Ma ha un significato questa distinzione, secondo me, perché, come diceva l'assessore, la permuta corrisponde a un interesse reciproco delle parti, mentre l'alienazione li mette su un piano di parità, mentre l'alienazione è una richiesta che io faccio di entrare in proprietà di un bene che è contro il versamento verso il versamento di un corrispettivo. Sono due cause contrattuali diverse. Quindi la delibera di giunta che viene invocata, per carità, non è proprio estranea all'argomento, però secondo me da un punto di vista logico e anche letterale, no, soprattutto letterale, non c'entra. L'articolo 12, io sinceramente non l'ho seguito in quel passaggio. Scusi, il comma 1, lettera C, è citato nella delibera? Sarà probabilmente da cambiare, adesso non lo so, mi scusi un attimo. Silenzio in aula. Scusi, mi dica dov'è citato? Sì, visto l'articolo 12, come 1, lettera C, il regolamento dell'alienazione dei beni immobili, proprietà comunale, prodotta con delibera CC, la possibilità di effettuare permuta e trattativa privata con beni ritenuti utili da acquisire. Sì, andava citato il 13, in effetti, per cui, c'è un... Comunque stiamo parlando della permuta, il regolamento per l'alienazione dei beni immobili prevede la fattispecie della permuta, direi che insomma, non è un errore, nell'errore, comunque una svista nella premessa non va ad inficiare il contenuto sostanziale della delibera che viene proposta. Questo per quanto riguarda, questo è il mio parere per quanto riguarda l'applicazione e l'applicabilità di quella delibera del 2002. Grazie, segretario. Consigliere Darè. Ma penso che per quanto riguarda questa delibera, via Sottochiesa è sempre stata oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune, in quanto una strada estremamente fragile, di grande fragilità. Il sedime è stato cambiato negli anni, come d'altra parte siamo già intervenuti in quell'area in cui le proprietà si sono intersecate con quelle del Comune e viceversa. Con questa cosa si va a mettere a posto un'area che di fatto si tratta di uno scambio alla pari, cioè la strada passava un po' di là e adesso passa un po' di qua. Si tratta solo di regolarizzare dal punto di vista, diciamo, di particella un'area che di fatto è comunale, ma che di fatto non è in questo momento non è sul sedimento comunale. Quindi si tratta di mettere in posizione, diciamo, una strada comunale che ha sempre avuto e sempre avrà interventi in quell'area, perché purtroppo quello è il terreno. Grazie consigliere. Consigliere Denardi. Sì, io sono un attimo così perplessa. Credo che dovrò andare a rivedere tutti i miei studi di contrattualistica, perché ho scoperto che la vendita, nella permuta c'è un interesse reciproco, mentre nella vendita non c'è. Vabbè, insomma, novità del 25 maggio 2020. A casa mia ogni contratto è un incontro di volontà tra le parti. Adesso abbiamo scoperto che nella permuta c'è un interesse reciproco, nella vendita no. Comunque vabbè, al di là delle novità in tema di contrattualistica che ci sta illustrando il segretario stasera, a me risulta che per farla semplificata, come l'assessore
alla sanità della regione Lombardia. La permuta, qualora sia una permuta pura, è appunto un contratto tipico disciplinato dal codice civile, ma quando nel contratto si inserisce anche una dazione di denaro, che è un'attività tipica di un altro contratto, la compravendita, la dottrina prevalente, più moderna, insomma, non ritorniamo al codice del 1860, individua in esso un contratto misto, compravendita più permuta, e quindi ritiene che le norme da applicare siano, a seconda della singola aspetto contrattuale, quelle della compravendita oppure quelle della permuta. Non a caso il 1555 del Codice Civile ci dice che alla permuta sono applicabili, ove possibili e non confliggenti, tutta la normativa relativa alla compravendita. Allora, se quella piccola o grande, perché insomma in questo caso è limitato come importo, ma una permuta può anche valere milioni di euro e il conguaglio altri milioni di euro, quota di dazione di denaro ulteriore rispetto allo scambio di proprietà, di titolarità sui due beni che vengono permutati. Ovviamente, se stiamo a guardare questa teoria del contratto misto, che è quella che normalmente la dottrina ritiene applicabile, andrà applicate le normative sulla vendita e quindi non quelle sulla permuta. A questo punto neofita del diritto, visto che abbiamo capito che ci sono nuove teorie contrattualistiche in questa aula, mi pare ipotizzabile che se il Comune di Vittorio Veneto ha stabilito che in caso di alienazione, quindi lo interpreto come un termine atecnico per compravendita e per tutte le fattispecie analoghe, per me anche la permuta, ma rimaniamo nella teoria più restrittiva del segretario, la compravendita è sicuramente un'alienazione, a quella parte del contratto va applicata la disposizione che il Comune di Vittorio Veneto si è dato, quindi quella relativa alla debenza dell'importo, non mi ricordo che ha citato il consigliere, 500 euro mi pare, da parte di chi richiede l'acquisizione della titolarità sul bene comunale. Posso tranquillamente sbagliarmi, ma anche questo credo sia un aspetto che vada valutato. Grazie. Consigliere Dus. Sì, allora, come avrete capito tutti, anche quelli che seguono a casa, questa delibera, il cui contenuto non è che lo stiamo spulciando così perché siamo masochisti del diritto, è solo perché se si intraprende una strada poi è giusto che quella strada venga mantenuta anche quando verranno avanti cose ben più grosse di queste piccolissime porzioni. Allora io capisco che questa, se non sbaglio, era la 10ª delibera che veniva fatta dalla Giunta, quindi probabilmente è anche per quello che contiene una serie di errori, diciamo. Però se, ripeto, ci sono delle regole, dei regolamenti, è giusto che vengano rispettati, a meno che non si dica stiamo facendo un favore alla signora perché si tratta di poca terra, eccetera. Allora ce lo dite che stiamo facendo un favore alla signora e così voi votate il favore alla signora e noi faremo diversamente naturalmente, perché da quello che è emerso dall'arrampicata sugli specchi a cui ho assistito io in questo momento, questo emerge, che il 14 giugno viene fatta una richiesta, il Comune molto celermente viene a capo di questa richiesta, dà delle risposte e però qua adesso viene giù un po' tutto il castello di carta che era stato costruito. Ripeto, se vogliamo risolvere dei problemi, benissimo, mi domando cosa succederà quando qualcun altro presenterà la medesima richiesta. Si dirà, vabbè, la perizia di stima non è necessaria perché basta il parere di conformità tecnica da parte degli uffici. Sì, applichiamo questo nuovo regolamento, va benissimo. Però, ripeto, che le regole valgano per tutti e non solo per qualcuno.
Grazie consigliere Balliana. Sì. Allora, per tornare un attimo ai quesiti che avevo posto prima, ho capito dal consigliere Darè che sono stati fatti parecchi interventi su quella strada. Attualmente non ci sono, cioè voglio dire, sono state sistemate anche le aree adiacenti da parte dei proprietari, non ci sono grossi dislivelli, forse c'erano nel passato, ma adesso insomma il territorio è collinare ma abbastanza pianeggiante, insomma. E quello che mi chiedo è come ha fatto il comune a sistemare una strada sul terreno degli altri. Chiedo a Fasan perché non lo so, magari mi può rispondere, nel senso che io comune intervengo per sistemare la strada, però immagino che i proprietari dei vari lotti, di varie particelle che ci sono, abbiano rilasciato una dichiarazione di permesso perché il comune faccia dei lavori sulle proprietà degli altri. Cioè, perché non riesco a capire altrimenti come gran parte della strada non sia di proprietà comunale praticamente. Quindi questo io veramente non me lo spiego. Se è normale, se è prassi, non lo so, voglio dire, ok? Perché appunto vorrei capire anche questo. Quindi praticamente questo, giustamente adesso si va a cercare un po' di sanare questa situazione, però apre veramente una grossa strada, tra virgolette, apre, perché immagino che anche tutti gli altri privati adesso in qualche modo si facciano avanti, ecco. Quindi ecco, questo volevo, cioè veramente non ve la spiego comunque. Grazie consigliere De Antoni. Ribadisco che non è una posizione contro questa richiesta, ma è una questione di principio, proprio per evitare di creare un precedente che poi possa ripetersi nel futuro. Volevo rileggere ancora l'articolo 13, dice quando concorrono circostanze di convenienza o utilità generale. Allora, io capisco se nel fare la delibera si fosse detto il Comune intende finalmente prendere in mano, diciamo, le problematiche legate a queste strade che sono state realizzate nel tempo, se con la dichiarazione, con l'autorizzazione lasciamo stare, non ha importanza, bisogna sanare questa situazione, la strada è comunale, quindi è giusto che le particelle attraversate vengano trasferite al Comune. Benissimo, c'è un interesse generale, un'utilità generale nel fare questa cosa. Qui invece, qui invece c'è la richiesta di una persona che chiede di fare questa permuta e basta. Allora, ma almeno nella delibera motivate qual è l'interesse, l'utilità generale di questa delibera, motivatela, non c'è scritto. Altra cosa, no? La perizia di stima, no? La prima delibera, quella della Giunta che ripete le stesse cose che sono riportate nella delibera di Consiglio, il parere di conformità è stato dato, credo, dal segretario o dalla dottoressa Costalonga, era i primi di luglio, credo non ci fosse il responsabile tecnico. Ecco, possiamo fidarci, scusi segretario, del parere di congruità dato dal segretario su un valore di un terreno a Formeniga? È un po' difficile, no? E allora facciamo questa perizia di stima, diciamo che è una situazione di utilità generale, rifacciamo la delibera e mandiamola avanti, tenendo conto però anche delle cose che abbiamo detto, in quanto io ritengo che al di là delle considerazioni giuridiche che avete fatto, sia chiaro quello che è la volontà di questo regolamento. Cioè si dice, se ci sono delle richieste da parte dei privati di acquisire dei beni, con la permuta, con la vendita, con quello che si vuole, è giusto che le spese generali e tecniche, c'è scritto, vengano assunte dal richiedente. Se c'è un interesse privato, se c'è un interesse generale, le cose possono essere riviste. Non trovo nella delibera, non trovo riportate queste considerazioni. Grazie consigliere De Antoni. Se sono finiti gli interventi, io... Se posso una risposta? Prego, Assessore. Grazie, Presidente. La strada si trova dov'è perché nel tempo, per il discorso di frane, di assestamento e di cose, il Comune interveniva e aggiustava la strada. Oggi la strada dov'è? Perché nessun privato magari si è opposto
e poteva anche opporsi, perché la strada, se uno va a vedere, è sul proprio, perché quel privato doveva passare per andare a casa sua magari. Quindi il problema che la strada passasse sul suo non era un problema rilevante. Il privato però sapeva anche che magari andava a mettere la zappa sulla ex strada che era del comune. Ad oggi noi dobbiamo regolarizzare quella situazione. Regolarizzare, si parte step 1 che è questo, quindi andiamo praticamente a fotografare lo stato dell'arte. Secondo me, ma io non sono un avvocato né giurista, il notaio questo lo configura come permuta, e se è una permuta, secondo me le cose sono diverse, per quel che posso vedere e capire io, da una vendita, perché è quasi più volontà del comune portare a casa l'area che del privato, perché la strada è comunque un servizio che deve dare, altrimenti il comune si deve mettere in mente di ripristinare lo status quo, andare là con le ruspe, mettere a posto e ritornare dove era prima. Questa è la conseguenza di anni, ma di tanti anni, che ha portato la strada nel sedime dov'è. Ma quando abbiamo fatto anche l'altro intervento con la messa di tutte le acque bianche, ci siamo trovati che la strada nei mappali non era più sul posto, ma entrava in una proprietà e non l'altra. Sto parlando quella volta con l'azienda del Grando. E anche là siamo intervenuti, abbiamo sistemato le particelle e abbiamo rimesso la strada dov'è. E se adesso uno va a vedere nella pianta, la strada è correttamente senza numero perché è demanio del comune. Qui stiamo parlando di dare continuità a un lavoro fatto 20 anni fa, bene o male che sia, 20-30 anni fa, dove la strada a tutti gli effetti oggi è là. E quindi credo che nessuno domani mattina fermi quella strada perché comunque non va a casa sua, anzi è corretto che da subito ci mettiamo in moto per risolvere e mettere in posizione corretta tutta quella viabilità, attribuendo qual è del privato e qual è del comune. In questo caso, fatta questa permuta, coincide perfettamente il sedime stradale con la proprietà. Sedime stradale comune, fuori il sedime stradale alta proprietà. Grazie. Quindi per me questa è una permuta, perché il notaio così andrà a fare, permuta. Se è permuta il comune comunque dovrebbe pagare il 50% del frazionamento, e il 50% del frazionamento sono tanti soldi e sono sempre meno dei 4,65. Grazie Assessore. Consigliere Del Re, prego. No, voglio ricordare al consigliere Bagliana che quando c'è una frana, diciamo, sulle strade comunali, c'è un intervento immediato da parte del comune o dell'azienda che lavora per il comune. A volte, se pensiamo alla strada che sale a Carpesi, a Formeniga, c'è stata una frana e siamo intervenuti, era alla fine del mio mandato, che poi avete ripreso voi, e la proprietà non è stata rispettata, perché a un certo punto si fa un adattamento della strada secondo la morfologia e la frana che è in essere. Stiamo parlando di 198 metri quadri di cui, insomma, è come vendere un relitto stradale. Non stiamo vendendo un capitale sociale del comune. Poi l'articolo doveva essere il 31 o il 27, stiamo parlando di una funzionalità del comune con il privato, non c'è niente non c'è nulla da aggiungere o da fare, insomma. Ecco, penso che a questo punto intervenga il buon senso almeno su questo punto dell'ordine del giorno e sulla delibera in totale. Grazie consigliere Del Re. Il segretario voleva fare una precisazione, prego. Una minima precisazione per rispondere alle provocazioni giuridiche del consigliere De Nardi. Il contratto che stiamo esaminando è una permuta non perché è un'opinione dell'assessore, ma è una permuta. È una permuta perché la dottrina che lei cita dice anche, o giurisprudenza, dice anche che nel caso di incompatibilità tra la disciplina legale della vendita e la disciplina legale della permuta prevale viene regolamentata, il contratto misto viene regolamentato dalla normativa dell'elemento prevalente. In questo caso è indubbio
che l'elemento prevalente sia la permuta. Questo per stare alla dottrina o giurisprudenza che sia. Per cui questa è la fonte. Un'altra fonte è l'articolo, se non sbaglio, l'articolo 13, ultimo comma del regolamento comunale, che ammette la permuta con conguaglio in denaro e la chiama permuta. Io mi rifaccio a una fonte comunale e dico non si applica un'altra fonte comunale che è la delibera di giunta comunale delle tariffe. E dal momento che è assodato, secondo me, che è permuta, applico l'articolo 1554 del Codice Civile che dispone quanto segue: salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre necessarie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Quindi ciò premesso, il fatto che, come viene addotto nella delibera, vi sia da parte del Comune una rinuncia a pagare la parte di sua competenza corrisponde a quel minimo vantaggio che abbiamo visto. Insomma. Ringrazio il segretario. Direi a questo punto di passare alla dichiarazione di voto. C'è qualche dichiarazione di voto? Se no passiamo alla votazione. Sì. Dichiarazione di voto, prego. Sì, io credo che il senso, come ha detto giustamente l'assessore, di questa proposta era regolarizzare. No, e noi siamo d'accordo su regolarizzare, stiamo parlando di una microparticella, figuriamoci se non siamo d'accordo di regolarizzare. Però dobbiamo applicare queste regole per regolarizzare, altrimenti c'è qualcosa che manca. Allora dico, c'è un errore nella delibera, benissimo, ci si accorge dell'errore, non c'è nessun problema, quando si lavora gli errori succedono, lo si modifica, perché se si fa riferimento a un articolo, poi anche il deliberato probabilmente prende un'altra forma, penso io. Quindi noi dovremmo... Caspita. Un piccolo insetto. Un piccolo insetto in aula. No. È fuso? No, dai. Sparategli. Benissimo, risolto il problema insetto. Sì, prego, consigliere Dus. Concludo, se sono emersi durante il dibattito una serie di incongruenze, errori, credo non c'è nessun problema nel modificarli, anche per la legittimità poi dell'atto. Tutto qui. Bene. Ha concluso, consigliere? Consigliere De Antoni, dichiarazione di voto, prego. Sì. A malincuore comunico il mio voto contrario e mi dispiace che la maggioranza non possa tenere conto di qualche osservazione. È possibile che non si possa rimandare al prossimo Consiglio e mettere a posto queste due piccole cose? Non c'è né la precisazione sull'utilità generale, manca la perizia di stima, c'è quell'errore sul regolamento, mettiamolo a posto e tra 15 giorni riportiamo, tanto più che, come da delibera di giunta fatta ancora a luglio, la signora ha già avuto il permesso per sistemare le cose, sta lavorando e quindi non portiamo nessun danno alla signora. Finiamo questo punto e dopo sistemiamo l'insetto. Finiamo questo punto. Lascialo sotto il bicchiere. Allora, consigliere De Antoni ha concluso. Altre dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Sì. Prego, consigliere De Bastiani. Sì, noi votiamo contrario per i motivi che abbiamo spiegato prima, però non riusciamo a capire come si faccia a votare una delibera dove lo stesso segretario comunale ha dichiarato che c'è dichiarato un articolo sbagliato. Ha detto però voi votate pure, sì. Bene.
Bene. Facciamo sta votazione, signori, che così concludiamo. Un po' di attenzione. Forza. Allora, attenzione un attimo, dai che finiamo sta delibera. Favorevoli? Favorevoli, poi è 11, contrari, che se sono favorevoli, 11. Contrari? 6 contrari. 6 contrari e 11. Allora, la delibera è e astenuti 0. Allora, la delibera è approvata con quanti favorevoli? 11 favorevoli e 6 contrari. Vediamo l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Contrari. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla ultima mozione presentata dai consiglieri Balliana e De Bastiani. Chiedo al consigliere Balliana di illustrare la mozione. Allora, vi rubo un po' di tempo a questo Consiglio Comunale. Vabbè. Allora, la mozione che ho deciso di presentare questa sera è forse vuole un attimo impuntarsi su una cosa che questo Comune di Vittorio Veneto ha già visto, ma a me dà estremamente fa specie che, fatta una scelta 10 anni fa, il Comune non abbia poi proseguito con questa scelta, e quindi questa sera la voglio riproporre. Allora, cerco di spiegare in modo sintetico cos'è il patto dei sindaci, anche perché molti amministratori presenti in questo Consiglio Comunale l'hanno già conosciuto per il passato. Il patto dei sindaci è un programma nato nel 2008 a livello europeo e rivolto agli enti territoriali. Sono ormai noti a tutti i problemi derivati dai cambiamenti climatici. Nella lotta contro il cambiamento climatico, l'Unione Europea si è posta degli obiettivi di politica climatica che si possono esplicare in 2 concetti: misure di mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, ad esempio la riduzione delle emissioni di gas serra, e adattamento e lo sviluppo di energie sostenibili. Alla base del patto, gli enti firmatari si impegnano ad adottare misure a lungo termine che concorrono a sviluppare un contesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le generazioni future. È responsabilità collettiva costruire territori più sostenibili, attraenti e resilienti e ad alta efficienza energetica. Come già accennato, il Comune di Vittorio Veneto aderì al patto dei sindaci nel 2011. Fu uno dei comuni precursori nel nostro territorio e fu fatto all'epoca un grande lavoro da parte dell'ex assessore, ora sindaco, Antonio Miatto, assieme all'ingegner Tonon e insieme ad Alessandro Menegon, mi sembra. Ecco. Cognome giusto? Sì. Okay. Attualmente molti comuni della nostra provincia aderiscono a questo patto. Dopo l'adesione al patto, con la delibera del Consiglio Comunale, entro 2 anni l'iter prevedeva e prevede tuttora l'elaborazione di un inventario di base delle emissioni, IBE, una valutazione dei rischi e della vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico e lo sviluppo di un piano d'azione dell'energia sostenibile e per il clima. Tutto l'elaborato, tra l'altro, è ancora disponibile sul sito del Comune e invito i cittadini ad andare a vedere perché insomma è un gran lavoro fatto all'epoca. L'obiettivo posto allora con il patto d'azione era l'attuazione di un risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili al fine di ridurre le emissioni del CO2 almeno del 20% entro l'anno 2020, che scadrebbe
quest'anno. Obiettivo, tra l'altro, veramente alla portata della nostra città, in quanto partivamo già da un punto favorevole. L'adesione al patto prevede che con scadenza biennale venga effettuato un monitoraggio per quantificare l'effettiva riduzione delle emissioni CO2 in tutti i settori del piano in base allo stato di avanzamento di ogni specificazione predisposta dal piano d'azione. Purtroppo, dopo alcuni anni, le azioni di monitoraggio si sono interrotte e a me piacerebbe anche sentire qua stasera perché tali monitoraggi si sono interrotti, visto che non c'era un aggravio così importante dal punto di vista delle risorse umane. Dal 2016 il patto dei sindaci è entrato in una nuova importante fase e ora riunisce 7.000 enti locali sparsi in Europa e nel mondo, interagisce con gli scopi dell'Agenda ONU 2030 e ha come nuovi obiettivi comunitari per il 2050 territori decarbonizzati, territori più resilienti, accesso universale ai servizi energetici sicuri e alla portata di tutti. L'impegno intermedio per il 2030 ha come obiettivo la riduzione sul territorio dei nostri comuni del 40% dei gas a effetto serra mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impegno delle fonti di energie rinnovabili, l'adozione di strategie e azioni di mitigazione e strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Come per il vecchio piano, anche con la nuova adesione, i firmatari dovrebbero tradurre il loro impegno politico in progetti pratici, presentando a 2 anni di distanza un piano d'azione. Il patto dei sindaci non è un'iniziativa isolata, ma interagisce con una vasta gamma di progetti, politiche e iniziative provenienti da istituzioni europee, da amministrazioni pubbliche e da reti sociali e da soggetti privati. La Regione Veneto e la Provincia, come coordinatori territoriali, svolgono un ruolo importante per i comuni che aderiscono al progetto, fornendo un orientamento strategico ed assistenza tecnica e finanziaria. Inoltre, un altro obiettivo importante previsto dal patto è quello relativo ad agire Silenzio, per per favore. ridurre la povertà energetica. In termini concreti, ciò significa fornire accesso e energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili per tutti i cittadini, al fine di migliorare la qualità della vita e creare una società più giusta e inclusiva. Nel programma di mandato della maggioranza si fa esplicito Sì, scusate un attimo, sta finendo, altrimenti non si concentra. Grazie. Non può continuare se c'è uno dietro che parla. Allora, nel programma di mandato della maggioranza si fa esplicito riferimento all'impossibilità di proseguire con il patto dei sindaci per la mancanza dei previsti monitoraggi. Ma questa proposta di stasera di mozione vuole inserirsi proprio in questo punto del vostro programma di mandato e chiedo alla maggioranza di considerare la possibilità di riattivare questo significativo e importante progetto. Sicuramente una nuova adesione al nuovo patto dei sindaci partirebbe con un'analisi, ad esempio IBE, già predisposta, che necessiterebbe solo di un aggiornamento dei dati. Mi chiedo perché buttare alle ortiche tanto lavoro già fatto, con dispendio di risorse umane e soldi anche impiegati. Attualmente il patto dei sindaci è l'unico progetto concreto che si pone degli obiettivi tangibili e raggiungibili da parte degli enti locali, tutti volti a ottenere un obiettivo su scala europea e globale. Grazie. Grazie consigliere. È aperta la discussione. Qualcuno che vuole prendere la parola? Se nessuno prende la parola, magari il sindaco, se vuole vuole rispondere. Prego. Prego, sindaco. Consigliere D'Arè, prego. Allora, prendiamo atto della mozione che condividiamo, per questo non parliamo più di tanto perché è un atto condivisibile, è iniziato quando io ero sindaco con Toni Miato che ha portato avanti tutta l'operazione diciamo in prima persona. L'Europa ha stanziato 1.000 miliardi per quanto riguarda diciamo proprio questo punto per l'abbattimento del CO2 nella previsione prima diciamo del coronavirus. È chiaro che subirà sicuramente dei ritardi o comunque dei tagli anche consistenti, però
questa è la strada che l'Unione Europea ha portato avanti e sta portando avanti. Quindi la vostra mozione noi la condividiamo in toto, anche perché è un proseguimento di un lavoro e quindi per quanto mi riguarda io sono perfettamente favorevole e speriamo che ci sia da parte del governo centrale l'acquisizione di più economie possibili per dare inizio a questa operazione, a questa mozione che giustamente viene portata avanti e ribadita. Quindi non mi vede che favorevole nella sua totalità. C'è qualche altro intervento? Paolo? Prego, Sindaco. Voi vi divertite a rigirare la lama nella piaga. Ma effettivamente quel tema era stato importante, aveva segnato un po' anche l'azione dell'amministrazione D'Arè. Noi partivamo anche un pochettino facilitati perché nel 2000, l'ultimo anno dell'amministrazione Scottà, lo spendemmo 365 giorni per fare un'indagine a tutto campo relativamente alla gestione energetica nel nostro comune. Il lavoro che ho fatto quella volta là era il classico lavoro inutile, nel senso 1100 pagine di relazione che nessuno avrebbe mai letto, però dal momento che le conoscevo tutte quante, per me è stato agevole fare il piano energetico di 6 facciate che poi abbiamo cominciato anche a implementare e quindi eravamo già un po' abituati a parlare di quei termini, avere una visione, avere un obiettivo. Da quello poi è nato anche l'adesione al patto dei sindaci, che noi vedevamo valido da 2 punti di vista, sia per la gestione energetica comunale, ovvero sia far coincidere minor polluzioni con minori spese, ma anche e soprattutto come veicolo di conoscenza per la gente che, trattando i vari argomenti, imparava quale caldaia era meglio fare, quali scelte edilizie fare, eccetera, eccetera. Abbiamo lavorato tantissimo perché anche gli enti preposti depositari dei dati non li danno, è tutto un lavorio un po' particolare per averli, però siamo riusciti ad avere l'anno base verso appunto del 2000, adesso non ricordo bene, 2008-2009 faceva base. E era l'anno poi il 2010-2011 che abbiamo attivato il grosso parco fotovoltaico, altri 6 più piccoli, i nostri semafori erano diventati tutti LED, le piste ciclabili si allungavano, per cui alla fin fine in capo all'adesione del patto dei sindaci accettata a Bruxelles potremmo anche redigere il PAES, come diceva il consigliere Bagliana, e anche quello lì era scandito come nel piano energetico da un insieme di azioni. Silenzio in aula, casomai dopo chiedete. Da un insieme di azioni che si cercava di perseguire. Alla fin fine, come bilancio comunale nelle spese della gestione energetica ottenemmo un grosso risultato. Dopodiché l'amministrazione cambiò e il piano non fu più portato avanti. Praticamente il fare una corsa pazza negli ultimi mesi tanto per far quadrare 2 numerini non aveva più senso, per cui invece ricordo che la cosa impegnò me, ma anche l'ingegner Tonon, come diceva, e anche il bravo Alessandro Menegon, giovane ingegnere appassionato e anche voglioso di fare qualcosa per la città. Riuscimmo a fare qualcosa di interessante. Però so anche quanto lavoro ci vuole. Oggi io non sarei più in grado di farlo, l'ufficio destinato a queste cose non esiste più e quindi per me l'ho vista un po' troppo ostica come via. Ho preferito buttarmi nel mare grande
e abbiamo, come Vittorio Veneto, abbiamo aderito a questo Veneto Sostenibile, che ha le stesse logiche, la stessa organizzazione, la stessa formazione a piramide, per cui si parte da un principio declinato a livello europeo, i vari stati le fanno proprio, le regioni, eccetera. Questo qua ha al punto 7 energia pulita e accessibile, al punto 13 lotta contro il cambiamento climatico. Quindi aderendo a questo rifaremo forse meglio di altre cose, perché siamo un po' abituati a ragionare in quei termini, la declinazione dei temi relativi all'energia, al risparmio energetico, le polluzioni. Forse questo è anche più impegnativo, perché ha tanti temi, ne ha 17, non è soltanto uno, però ci siamo impegnati qua. È un facsimile, dopo dipende anche dalla volontà di declinare quale di più e meglio di questi 17 obiettivi, e possiamo lo stesso lottare per lo stesso tema, appunto, che ci aveva visti protagonisti con il patto dei sindaci. Farli ambedue no, fare il patto dei sindaci bene oggi sarebbe molto molto difficile, direi quasi, cioè, avendolo provato so cosa vuol dire, cioè, le notti in bianco usate fa per altri motivi, no? Non si riuscirebbe a farlo bene, dopo a fare le robe diciamo così raffazzonate o fatte tanto per scrivere numeri, magari anche sì, ma questa è stata la scelta. Dispiace perché eravamo anche un pochettino legati al tema da tutto il lavoro fatto, ma abbiamo preferito così. Sì, prego, consigliere Balliana. Sì, giusto. No, io continuo su questa strada, nel senso che attualmente le cose sono leggermente cambiate. Cioè, il discorso dell'apporto, che io ho guardato gli ultimi patti dei sindaci stilati in questi ultimi anni, l'ultimo quello del comune di Villorba, e le cose sono un po' cambiate, nel senso che la provincia gioca un ruolo abbastanza importante su questa cosa, e soprattutto per quanto riguarda anche la stesura poi dei piani, cioè dà un grosso contributo sotto questo aspetto qua, nel senso che il sindaco, secondo me lei ha ricordi perché siete stati i primi, quindi avete fatto un lavoro che nessun altro praticamente aveva iniziato. Ora la situazione è leggermente diversa, nel senso che è molto più agile, almeno da quanto ho potuto capire io. Tra l'altro mi viene da dire che nel vostro programma di mandato, sotto la voce ambiente e energia, gran parte delle proposte sono sovrapponibili rispetto a quello che sono le azioni poi di un piano. Anche memoria no? storica, sì, perché voglio il dire, film è quello. Sì, voglio dire, quindi non ci sarebbero grosse invenzioni, da fare grosse invenzioni, si tratta solo di coordinare, e secondo me la questione era di partecipare assieme agli altri al raggiungimento degli obiettivi. Logico che se uno si allena da solo per non giocare poi la partita finale è un po' più deludente anche da parte della città, perché voglio dire quasi tutti i comuni della provincia di Treviso aderiscono al patto. Capite che la città di Vittorio Veneto in questo momento, prendo atto, non riesce a fare questo sforzo ulteriore. Tra l'altro l'adesione dà possibilità dopo 2 anni di presentare un primo documento, quindi ci sarebbero anche i termini. Comunque ho capito, sindaco, e altra cosa che mi volevo dire è che questo nuovo patto dei sindaci presenta altre 2 novità, che è quella della mitigazione e dell'adattamento, che non c'erano nel vecchio patto dei sindaci. Quindi anche queste nuove azioni che riguardano poi il territorio, ma voglio dire riguardano ad esempio il discorso ad esempio delle piogge torrenziali, come vengono drenate nel nostro territorio. Ci sono tantissimi esempi, no? Di piani di azioni di mitigazione e di adattamento, dalla mobilità sostenibile a tante altre cose, insomma. Mi fa specie appunto che Città di Vittorio Veneto non possa far parte della grande squadra.
Una cosa sul Veneto sostenibile, l'ho visto, però purtroppo è quasi fermo in regione, cioè è fermo. Esatto. E quindi, perché ho sentito anche i responsabili di Veneto sostenibile. Ero pronto a partire, però le basi dati che sembrava la regione averle invece non le ha per le piccole città come esatto. noi. Quindi infatti anche quello, quindi voglio dire, ripeto, prendo atto, io invito anche non ora, ma nel futuro la maggioranza eventualmente a fare un pensiero rispetto all'adesione. Io posso farle un invito, intanto la ringrazio. Qualora dovessimo addivenire a un maggior numero di tecnici in comune, mi faccia memoria, perché piace anche a me l'idea, solo che se una cosa è impossibile, al momento la vedo impossibile. Se aumentano le forze, ci ripensiamo. Okay. Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto a questo punto. Concludiamo i giri. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Mario Rosset, consigliere Rosset, prego. Buonasera a tutti. Credo sia superfluo dire che siamo tutti sensibili all'ambiente, soprattutto con quello che sta succedendo in questi ultimi periodi. Però noi, come gruppo Lega, votiamo contro, perché come spiegato dal sindaco, il patto dei sindaci è superato, e perché... Vabbè, scusa, posso? Mario, non è superato, è che al momento non abbiamo le forze, ecco, quindi al momento non intendiamo accenderlo. Prego, consigliere, continui pure. E poi per dare una svolta politica, mi sembra che questo qui sia il gioco di fare l'opposizione all'opposizione. Quindi se avete dei problemi fra di voi, arrangiatevi voi. Noi questo lo bocciamo. Grazie consigliere Rosset. Sentiamo altre dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo a votare. Passiamo alla votazione a questo punto. Allora, prego, consigliere De Bastiani. Io sinceramente non ho capito la battuta di Rossetto, che cosa parlava di opposizione all'opposizione. È vero che a parole siamo tutti quanti, no, attenti e interessati all'ambiente, però è altrettanto vero che nel nostro comune continuano devastazioni che preoccupano tutti quanti. Queste le lascia lei, sindaco, sono le fotografie fatte le sai già? Ecco, quindi abbiamo un'intera area collinare che ha cambiato fisionomia, che non si riconosce più e che continua, credo, nonostante tutti i tentativi di regolamentarizzare, di andare avanti per la loro strada. Tra l'altro creando un cambiamento del territorio epocale, perché tanto è vero che tutti i passaggi tradizionali, storici, no, che esistevano in quella zona sono stati occlusi al passaggio, e praticamente dove una volta da bambini andavamo a passeggiare, adesso ci troviamo reti che delimitano proprietà che probabilmente non potrebbero neanche esistere, oppure dovrebbero prevedere dei passaggi pedonali. Per cui ci dispiace che la maggioranza non voglia
nemmeno prendere in considerazione e tentare di realizzare e di intraprendere questa operazione. Noi eravamo disponibili a mettere tutta la nostra buona volontà. Grazie consigliere De Bastiani. Se vuoi fare l'ultima battuta, no, basta. La faccio. Non è per disamore al tema, è perché al momento non abbiamo le forze per farlo. Nulla vieta che se un domani aumentino siamo senz'altro dell'idea, anzi vediamo anche come Veneto Sostenibile se riparte oppure no. Comunque l'impegno nostro sul tema c'è. Bene, allora passiamo ora alla votazione della mozione partecipazione ed adesione al patto dei sindaci per il clima e per l'energia. Favorevoli? 5 favorevoli. Contrari? Astenuti? 1. Quindi contrari 5, favorevoli 5 favorevoli, contrari 11. Allora, la mozione è respinta con 11 contrari, 5 favorevoli e 1 astenuto. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci al prossimo Consiglio.